Porgo il benvenuto innanzitutto al Presidente Di Pietro. Grazie Presidente per essere venuto qui a Matera. Agli onorevoli amica di Giuseppe, Ignazio Messina e Gianmaria Ugias, che ci onorano della loro presenza e che ci offriranno dei contributi preziosi di approfondimento e propositivo in merito a temi di rilevanza nazionale e anche europea che investono ovviamente il comparto agricolo. La scelta dell'Italia dei Valori di ubicare qui nella nostra regione una conferenza programmatica sull'agricoltura mi rende orgogliosa non solo perché delegata a gestire in Basilicata questo vitale settore della nostra economia, ma anche perché ha una ragione nel fatto che la Basilicata è una terra con una forte vocazione agricola e altrettanto una forte tradizione tale da far definire Matera, questa città patrimonio dell'UNESCO, capitale della civiltà contadina, di cui si colgono i segni ancora oggi quando si gira per le stradine dei Sassi sui rioni storici. L'opportunità che oggi ci viene offerta è di essere protagonisti di un dibattito che ha lo sguardo rivolto al comparto agricolo nazionale e anche alla ricerca di proposte da tradurre in atti legislativi per dare impulso al settore primario. Conferma quindi tutto questo, ogni oltre ragionevole dubbio, che noi facciamo parte di un partito, l'Italia dei Valori, che come abbiamo sempre affermato con convinzione ha fatto della vicinanza ai problemi reali della gente, al rilancio dell'economia in tutti i suoi aspetti, la ragione della sua azione. Nello stesso tempo, come cittadini lucani, parte di un mezzogiorno da sempre alla ricerca di un'occasione di riscatto e di integrazione anche economica con il resto del paese, ci sentiamo parte attiva di una terra che ha un disperato bisogno di uscire definitivamente da un atavico e ormai insostenibile isolamento. Vediamo quindi questa iniziativa di oggi l'opportunità per cogliere degli importanti spunti programmatici. Ancora oggi, con tutte le difficoltà che sono presenti, amplificate da una drammatica crisi economica, per questa nostra terra l'agricoltura rappresenta, lo voglio dire, una parte trainante dell'economia locale. Come spesso capita nella realtà meridionale, in questa nostra regione da un lato vi sono dei punti di forza, da un'altra parte ci sono anche dei punti di debolezza. Quindi abbiamo delle dinamiche produttive molto positive e anche interessanti, un ricco patrimonio ambientale, culturale, risorse idrominerarie strategiche sfruttate a livello nazionale. Dall'altro però occorre superare dei problemi che sono legati essenzialmente alla carenza di infrastrutture, alla incapacità di cogliere le numerose opportunità derivanti da un patrimonio naturalistico e storico di inestimabile valore e alla debolezza del tessuto dell'imprenditoria locale. È attuale infatti di questi giorni la discussione su una gestione della risorsa acqua che oltrepassi il settore primario attraverso un efficace sistema di governance. Tutti i punti di debolezza con una nuova, una efficace programmazione di medio-lungo respiro possono trasformarsi in veri e propri punti di forza e fornire delle nuove opportunità attraverso degli strumenti di intervento legati alla valorizzazione del territorio. Una risorsa endogena di enorme importanza, a mio avviso, è quella umana. La cultura contadina infatti, come ho già detto, rappresenta ancora un valore solido in Basilicata e non esiste miglior conoscitore di un luogo e dei prodotti spontanei di un agricoltore che vive dove svolge la sua attività e non esiste attività di tutela e di salvaguardia del territorio più efficace di quella svolta da chi è stabilmente insediato nelle aree a rischio. Il sistema economico e produttivo dell'agricoltura più di altri però risente degli effetti negativi della politica di ampliamento dell'Unione che appiattisce i differenziali di sviluppo esistenti e ridimensiona i benefici finanziari del settore fino ad ora accordati alle aree svantaggiate.
Abbiamo una riduzione del protezionismo agricolo, la standardizzazione dei prodotti a discapito delle differenze qualitative, e tutto questo mette a dura prova quei sistemi agroalimentari come quello italiano che faticano ad essere favorevoli e competitivi a causa di condizioni produttive molto difficoltose, anche di una struttura sociale che è caratterizzata da costi della manodopera molto elevati e anche poco concorrenziali. Anche qui in Basilicata la congiuntura economica sfavorevole ha colpito le imprese di tutti i comparti produttivi, portando a una drastica riduzione della loro redditività, ma non per questo i nostri imprenditori agricoli si sono arresi o vogliono arrendersi. Abbiamo uno sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli, il forte incremento dei costi di produzione, soprattutto i costi dei fertilizzanti, del gasolio, dei fitofarmaci. Tutto questo ha determinato una condizione di sofferenza aggravata dalle misure adottate dal governo nazionale per arginare una crisi economica cronicizzata, quali sappiamo bene l'IMU e l'aumento delle accise. Le imprese agricole, caro Presidente, non riescono più a fronteggiare il debito, non riescono più a richiederne la ristrutturazione agli istituti di credito poco attenti alle esigenze del territorio. La velocità della spesa pubblica collegata alla fideiussione bancaria è frenata e la Regione è chiamata a mediare spesso in un rapporto che dovrebbe essere regolato da pura contrattazione tra le parti e quindi è costretta a svolgere un ruolo che non gli compete. Il rischio più volte paventato dalle parti sociali e anche dalle istituzioni è che le aziende agricole, strette nella morsa dei debiti, nel vuoto delle iniziative di governo, finiscano nella rete dell'usura e nella rete della criminalità. Il rinnovo della moratoria sui prestiti alle piccole e medie imprese, siglato dal Governo nazionale nei primi mesi dell'anno, ha rappresentato un aiuto davvero importante verso il mondo produttivo e imprenditoriale, ma con criteri stringenti, troppo stringenti per le imprese agricole. Per il settore agricolo, infatti, la moratoria dei debiti e la ristrutturazione delle condizioni dell'offerta del credito nella strategia economica nazionale non sono state purtroppo considerate priorità del governo. Io stessa ho presentato degli emendamenti al coordinamento delle regioni perché venisse discusso in sede di conferenza, e vedo qui presenti anche coloro che mi avevano sollecitato, il dottor Rubino ed altri a questo, per includere tra i beneficiari anche le imprese agricole, perché avevano delle scadenze che in qualche maniera non erano state rispettate e volevamo che anche esse potessero in qualche maniera dilazionare i loro obblighi. Infatti noi abbiamo una gran parte di aziende che non sono in bonis, che sono sofferenti, e quindi anche la scadenza superiore ai 90 giorni in qualche maniera ci avrebbe potuto dare una mano. Noi abbiamo chiesto la possibilità di estendere la moratoria dei debiti che è stata prevista anche dall'avviso comune Avi Imprese, anche nel campo dei fondi pubblici e nel caso specifico nei confronti dell'ISMEA, dell'INPS, degli enti locali e delle regioni. A questo proposito intendo rimarcare il forte impegno della Regione nel ridurre le difficoltà e i tempi per l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, attivando iniziative che tendono alla definizione di procedure per le sdebitazioni in agricoltura. Abbiamo definito con ISMEA ed ABI un pacchetto di strumenti finanziari che includono il fondo di garanzia, il fondo di credito, la lettera di garanzia, con una dotazione di 16 milioni di euro complessivi che, se non dovesse generare un quadro di finanziamento pubblico agevolato pari a circa 200 milioni di euro, ci indurrebbe a pensare ad altri strumenti finanziari. Intanto questi strumenti sono già stati utilizzati, potranno essere utilizzati per i prossimi bandi, e mi riferisco soprattutto a quelli che riguardano l'insediamento dei giovani imprenditori e la strutturazione maggiore e più capillare delle aziende.
Soprattutto un dato confortante per il nostro obiettivo di spesa è giunto dalle misure a superficie, le cui istruttorie amministrative si sono snellite anche grazie ai recenti provvedimenti che abbiamo messo in atto, che hanno consentito lo sblocco finanziario di centinaia di pratiche che hanno permesso agli imprenditori agricoli di beneficiare con celerità dell'aiuto comunitario. Pensate che molte di queste giacevano così ferme dal 2003. Quindi la sburocratizzazione è una delle richieste che il mondo agricolo ci pone frequentemente per evitare che le lungaggini e la farraginosità della macchina amministrativa paralizzino le istruttorie delle loro domande di aiuto finanziario. A questo proposito vorrei evidenziare le difficoltà, i disagi che gli imprenditori agricoli vivono frequentemente a causa dei disservizi, dei periodici aggiornamenti e refresh dei GIS utilizzato da AGEA a supporto delle istruttorie amministrative di domande di aiuti comunitari. Puntiamo in Basilicata a una forte innovazione di processo, una forte innovazione di prodotto in tutti i campi dell'agroalimentare, grazie al sostegno economico-finanziario del PSR che prevede un investimento pubblico rilevante. È ovvio che ci stiamo adoperando, lo voglio dire qui questa sera, per ridare ad Arbea quella sua antica dignità, quella che ha in qualche modo conquistato nel momento in cui si è determinata, vale a dire quello di essere riconosciuto come ente pagatore. Tra le azioni strategiche per lo sviluppo del comparto sempre dell'agroalimentare abbiamo dato grande importanza ai progetti integrati di filiera, sono stati attuati sempre nell'ambito del PSR e vedono protagonisti tutti i settori trainanti dell'agricoltura lucana, quella vitivinicola, quella zootecnica, ortofrutticola, cerealicola, olivicola, e pensate che in complesso abbiamo messo a finanziamento qualcosa come 7 progetti più 8, quindi siamo a circa 100 milioni di euro di disponibilità finanziaria per questi progetti di filiera. Ovviamente il passaggio all'intervento che privilegia l'accordo di filiera e il progetto di sviluppo locale si scontra ancora con l'attuale atteggiamento dell'imprenditore che troppo spesso ancora rifiuta un modello organizzativo di area e di prodotto che nel tempo invece si è consolidato per effetto di un intervento pubblico che ha privilegiato l'azione individuale. Nel comparto olivicolo posso dirmi soddisfatta per i traguardi raggiunti in Basilicata a partire da gennaio con l'approvazione definitiva della DOC del Vulture. Nel settore vitivinicolo è importante l'integrazione tra gli operatori. In regione c'è una presenza notevole di produttori che devono realizzare legami stabili con i trasformatori, con i fornitori, con i canali distributivi, in modo da promuovere una comunicazione territoriale unica che determini anche un'identificazione della regione Basilicata in quanto tale attraverso i suoi migliori prodotti. Nell'ambito del comparto zootecnico i problemi che assillano il sistema sono riconducibili, oltre a quegli aspetti strutturali, alla logica di breve periodo che ha guidato gli interventi del passato. Oggi stiamo puntando su una progettualità di medio e lungo termine che è finalizzata a perseguire lo sviluppo di un sistema regionale competitivo su base qualitativa. Stiamo infatti puntando a imperniare una politica organica per dare prospettive ai nostri allevatori e garanzie di sicurezza ai nostri consumatori. Stiamo infatti puntando ad inserire gli allevamenti podolici nel sistema qualità nazionale per l'ottenimento della DOC che consentirà di puntare sul valore aggiunto della certificazione dei prodotti. Note di preoccupazione sono causate però dalla politica del governo attuale in merito alla continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dei libri genealogici, ai controlli funzionali del bestiame, sottolineando la difficile situazione in cui versa il sistema a seguito appunto di tagli pesanti operati proprio attraverso il decreto legge 78 del 2010, oltre che nell'ambito del finanziamento del sistema fitosanitario nazionale.
Che dire, abbiamo problematiche molto serie in tema di prevenzione, ma soprattutto di cura dei nostri impianti, che vengono aggrediti di frequente da una serie di virus. Per ricordarne qualcuno, molti sono gli impianti qui in Basilicata che vengono colpiti dai virus della tristezza degli agrumi, oppure c'è la sciarpa delle trupace, il corpo di fuoco batterico delle pomace e la cinipide del castagno, il punteruolo rosso delle palle, ma il finanziamento del sistema fitosanitario nazionale che dovrebbe rafforzare l'azione di prevenzione delle malattie è praticamente inconsistente. Nell'ambito della problematica del fitosanitario chiediamo che la riforma PAC, e quindi mi rivolgo anche all'onorevole Uggia, studi all'istituzione di un fondo per affrontare con tempestività, con efficacia, l'insorgere di emergenze fitosanitarie, proprio al fine di consentire di intervenire prontamente e fronteggiare con la dovuta dotazione di mezzi l'insorgenza di emergenze di patologie. Come è chiaro quindi dall'escursus necessariamente incompleto che ho fatto per introdurre questi temi di cui ci occuperemo oggi, le problematiche da risolvere per mettere il settore agricolo in condizioni di marciare spedito sono assolutamente da coniugare alla necessaria ripresa dell'occupazione e dell'economia in senso più generale. Però è chiaro, sarebbe importante, in attesa di una riorganizzazione di tutto il settore, preoccuparsi di affrontare quelle che sono le emergenze, e vi posso garantire sono tante. L'Italia dei Valori darà un contributo importante in questa direzione, e siamo abituati più ad operare che a parlare, e io credo che saranno considerate quelle iniziative che il partito ha già messo in atto a livello nazionale e che vanno nella direzione di determinare un nuovo regime impositivo fiscale sui prodotti energetici volti al consumo di autotrazione in agricoltura, cosa che rappresenterebbe sicuramente un forte sostegno a un settore produttivo strategico ed essenziale per il Made in Italy. Poi misure che consentono l'adozione di una moratoria dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle stesse imprese agricole, attuare una riduzione del rischio e dei costi di produzione che già superano in partenza le prospettive di guadagno e quindi condannano ad oggi gli agricoltori a dover affrontare situazioni insostenibili, l'IMU sui fabbricati rurali, la rivalutazione degli estimi anche sui terreni agricoli, il rincaro del gasolio sono emergenze che stanno mettendo in ginocchio migliaia e migliaia di imprese che non riescono più ad operare sul mercato e corrono il pericolo appunto di cessare la propria attività. Noi pensiamo che l'appesantimento tributario si pone in antitesi rispetto a quello che è auspicabile, una seria politica agraria nazionale dovrebbe prendere in considerazione questi pochi aspetti, indispensabili aspetti, perché l'attenzione a questo settore viene data con provvedimenti concreti che coloro che operano in questo settore stesso possono apprezzare nell'immediato. Dovremmo puntare ancora di più a una semplificazione amministrativa, come dicevo prima, lo snellimento delle procedure, la riduzione degli oneri burocratici rappresenta un'esigenza fondamentale per ridare competitività alle imprese. E poi bisogna approvare le norme per regolamentare le etichette, perché per il consumatore un'etichetta chiara e trasparente è uno strumento di selezione, mentre per le aziende può rivelarsi un ottimo strumento di promozione. Concludo con l'auspicio che le possibili soluzioni alle problematiche che si affronteranno in questa sede trovino spazio in un quadro organico di provvedimenti finanziari e legislativi a livello di governo centrale, a tutela dei redditi degli operatori del settore e della qualità dei prodotti, ma al contempo che la discussione di questa sera sia pungolo, sia stimolo per gli imprenditori agricoli ad avvicinarsi a strategie imprenditoriali di aggregazione,
di valorizzazione delle produzioni attraverso forme di tutela quali i consorzi. Voglio dire agli operatori del settore che con il loro contributo di idee riusciremo a portare nelle istituzioni nazionali, oltre che in quelle regionali come ci stiamo sforzando di fare, le legittime aspettative per sviluppare il settore primario. Pertanto ripongano in noi la loro fiducia, perché al di là delle cose stupide che vengono dette in questi giorni, il Partito dell'Italia dei Valori c'è e continuerà in maniera più forte e decisa le sue battaglie. Anche al Presidente Di Pietro, a nome mio personale e soprattutto a nome di tantissimi amici che in questa regione ho l'onore e l'onere di coordinare, alcuni dei quali sono qui e gli altri ci guardano e ci seguono convinti, voglio dire che continuare con grinta a guidarci nel condurre queste ed altre tante battaglie a favore della gente più onesta, della gente più debole. E ricordiamoci, Presidente, non attaccano mai chi non dà fastidio. Se attaccano noi è perché cerchiamo di scardinare quei sistemi e quei poteri forti che oggi infastidiscono la nostra gente, quella che vogliamo tutelare. Grazie. Tutti voi di essere qui presenti, grazie all'assessore Rosa Mastro Simone che ha organizzato qui insieme a tutto il gruppo dell'Italia dei Valori della Basilicata questa iniziativa. È un evento per noi importantissimo, perché noi dell'Italia dei Valori, devo dirvi, crediamo veramente nell'agricoltura e stiamo lavorando per fare in modo che l'agricoltura italiana abbia risposte vere e torni a essere protagonista. Quindi un grazie, perché questa prima conferenza nazionale dell'Italia dei Valori sull'agricoltura è in Basilicata, non è un caso. Io poi vi invito, se qualcuno l'avesse già fatto, a prendere fuori questo, che non è un opuscoletto propagandistico, è il nostro programma sull'agricoltura, perché noi vogliamo lasciare documenti che poi siano riscontrabili, non vogliamo raccontare chiacchiere che poi rimangono al vento, vogliamo lasciare documenti in maniera tale che si possa poi verificare nel momento in cui noi siamo al governo, ed è per questo che abbiamo fatto questo evento in agricoltura qui in Basilicata, perché la Basilicata è la prima regione dove l'Italia dei Valori ha un assessore regionale all'agricoltura. Noi siamo presenti al governo di diverse regioni, ma l'unica regione dove abbiamo l'assessore all'agricoltura è proprio la Basilicata, ed è per questo che abbiamo voluto iniziare da qui, perché presentando un programma noi non ci vogliamo nascondere come molti fanno dicendo vabbè, quando saremo al governo. Noi siamo al governo in Basilicata e contiamo di dare, già a partire dalla Basilicata, delle risposte agli agricoltori che ne hanno veramente bisogno. E questo è il lavoro che stiamo facendo. Poi un'altra incombenza che vi chiedo: fuori ci sono anche i banchetti per la raccolta delle firme per i 4 referendum che stiamo portando avanti sulla reintroduzione dell'articolo 18 e dall'altra parte dello Statuto dei lavoratori e dall'altra parte per la lotta alla casta, che chi vuole può anche sottoscrivere. Credo che sia un'occasione importante di democrazia. Vedete, lo diceva Rosa concludendo il suo intervento, che l'Italia dei Valori viene attaccata perché fa paura. Ed è certo, è chiaro, è semplice spiegarlo. Vedete, perché non fa paura e non viene attaccato Grillo mentre fa paura l'Italia dei Valori? C'è una differenza sostanziale. Noi dell'Italia dei Valori stiamo lavorando per scardinare un sistema e costruirne un altro. Grillo al contrario sta lavorando per scardinare un sistema, non sai cosa vuole costruire. Noi rispettiamo la sua azione, ma non è quella che noi vogliamo fare. Noi vogliamo fare una cosa diversa. Abbiamo iniziato prima a scardinare il sistema. C'è qui il simbolo dello scardinamento in Italia di un sistema di tangenti, di un sistema che ha messo in ginocchio il nostro paese, che il nostro presidente Antonio Di Pietro, che con mani pulite ha cominciato a scardinare il sistema, già da magistrato facendo soltanto il suo dovere, e che poi da politico con l'Italia dei Valori sta portando avanti questo progetto. Ecco perché attaccano l'Italia dei Valori. È semplice, perché fa più paura nelle istituzioni dell'Italia dei Valori, che oggi ha 3.000 amministratori in Italia, vicepresidenti di regioni, assessori regionali, parlamentari anche in Europa, rispetto a chi invece tenta di entrare nelle istituzioni o per farsi gli affari suoi o per non costruire nulla.
L'agricoltura noi riteniamo sia un settore trainante della nostra economia, lo diciamo con convinzione, ma che sia un settore profondamente in crisi, un settore umiliato, tartassato. E vedete che la cosa è strana, ed è per questo che abbiamo ritenuto di parlare agli agricoltori, di parlare alla gente. La cosa è strana, il ministro dell'agricoltura dice l'esatto contrario, va in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo a dire che l'agricoltura italiana va a gonfie vele. In questo, devo dire, sostenuto anche alla sponda di qualche organizzazione nazionale di categoria che fa un po' da spalla, no? Come facevano i comici, cioè c'è il comico, il protagonista della spalla, che dicono che c'è in realtà un settore che va benissimo. A noi risulta il contrario, lo devo dire, noi l'Italia dei Valori forse vivremo una realtà diversa, vivremo una realtà agricola diversa, ma a noi risulta il contrario. A noi sembra che qualcuno giochi sulla pelle degli agricoltori, compreso l'Istat, è venuto fuori, io so che poi qualcuno che è interpretato poi di me più competente, tecnico del settore, certamente lo dirà. L'Istat ha tirato fuori un censimento del 2011, l'ha fatto l'altro ieri, dicendo che nel nostro paese ci sono attive 1.620.884 aziende agricole. Aggiunge anche che 1.451.811 sono addirittura aziende agricole specializzate. E questi sono i dati che portano in giro. A noi risulta che invece le aziende agricole, quelle che danno lavoro, quelle vere, che danno lavoro e assumono manodopera, che sono attività economiche vere, non sono più i 300.000. In realtà quel 1,5 milioni di aziende agricole non esistono, sono sulla carta, spesso per lucrare contributi, in altri casi per dire a danno delle aziende agricole vere e per dire magari in giro per il mondo che l'agricoltura italiana va bene. Tutto per giustificare che siccome il settore va bene possiamo aumentare le tasse. Guardate agricoltori, amici agricoltori, il tema è questo, perché siccome questo governo alla quale noi stiamo facendo opposizione seria, vera, sui temi, non preconcetta, sui temi, ma riteniamo che sui temi bisogna dire che se tu te la prendi sempre col più debole, a vantaggio dei più forti, noi dobbiamo fare opposizione, è il nostro dovere. Ci attaccano pure, ci attaccano anche per questo, perché noi non siamo nel sistema a difendere un sistema, ma noi non lo condividiamo. Vi dicevo, la tassazione, per aumentare le tasse, c'è l'IMU a dicembre. In questo momento io in Commissione Finanze, perché sono componente della Commissione Finanze, era passata in questi giorni, è passata la questione relativa al, sapete, si paga la seconda rata dell'IMU. E bisogna catastare ancora gli immobili rurali e molti di questi immobili non sono ancora catastati e la scadenza è a novembre perché devi pagare l'IMU a dicembre. Abbiamo fatto una risoluzione, ho fatto a mia prima firma, con tutto il gruppo dell'Italia dei Valori che l'ha firmata, in commissione una risoluzione per dire scusate, qui c'è un problema, a parte che gli agricoltori non hanno soldi, quindi è complicato dirgli che devono pagare, ma poi ci sono i tecnici che non arrivano a catastare in tempo entro novembre questi immobili. Ci sono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che non hanno messo a posto le cose, per cui non può farlo. Ho chiesto di prorogare questo termine con una risoluzione al mese di maggio e in ogni caso, siccome il trucco c'è, ed è tu puoi non catastare, catasta dopo, paghi la sanzione. E quindi ho chiesto in ogni caso, anche se non prorogate, evitiamo di applicare le sanzioni, almeno per 6 mesi, diamo un tempo congruo per potersi mettere in regola. È venuto il sottosegretario Vieri Ceriani, che è il sottosegretario all'economia, mi ha risposto a microfoni chiusi, però io me ne frego e parlo a microfoni aperti, mi ha risposto, dice guardi se lei vuole io le modifico il testo e le dico, lei scriva invito il governo a valutare l'opportunità di assumere dei provvedimenti. Poi dice riservatamente le devo dire che noi il provvedimento a favore non lo prenderemo,
Perché devo dire che noi, se gli agricoltori si mettono a posto, pagano l'IVA. Se non si mettono a posto, per noi è ancora più conveniente, perché pensiamo di rimediare a 100 milioni di euro dalle sanzioni che intendiamo applicare. Io ho detto, sottosegretario, io la invito a non dire queste cose, si prenda una settimana di tempo, è successo la settimana scorsa, ci rivediamo la prossima settimana, si prenda una settimana di tempo e ci venga a dare una risposta seria. O dice che lei agli agricoltori non gli importa niente, o dà una risposta seria per tutelare un settore, altro che tassarlo. La prossima settimana noi continueremo questa battaglia, vi invitiamo con noi a informarvi, a seguirci, perché ne stiamo facendo una dopo l'altra. Io ho avuto il piacere poco fa entrando, mi ha fermato un agricoltore dicendo: ho sentito quello che gli hai detto la settimana scorsa, 2 settimane fa, al ministro Catania quando è venuto, ero con la collega Anita Di Giuseppe, quando è venuto a parlare di Agecontro, no? Un inciso che lo farò su questa società. Io ho detto al ministro Catania: lei ha preso un difetto enorme, lei è entrato al governo da tecnico e è diventato un politico, ed è diventato un pessimo politico, perché lei, al pari dei pessimi politici, sta prendendo in giro gli agricoltori italiani e quelli che dovrebbe invece tutelare. Giù tasse agli agricoltori, siccome il settore è un settore in crisi, è un settore che va bene, e siccome il governo cerca soldi dappertutto, guai a cercare i soldi dai banchieri, dai petrolieri, quelli per cortesia lasciamoli tranquilli perché hanno problemi, non bisogna toccarli. E allora il settore che va meglio in Italia, aumentano le assunzioni secondo il ministro, è l'agricoltura. E allora fanno la legge di stabilità, e ancora non è approvata, Siete stati promossi tutti, siamo stati promossi tutti, perché non esisterà più l'agricoltore, perché sono intervenuti anche sul regime agevolato per le società agricole. Diventiamo tutti industriali, ci hanno promosso tutti, e però capite, eliminare il regime agevolato per le società agricole significano oneri, tasse in più. Pensano da questo intervento di recuperare 76 milioni di euro. Vi do anche le cifre, perché ci sono, quelle che usciranno alle vostre tasche con questa legge di stabilità. Io poi ovviamente invito anche le organizzazioni sindacali a battere un colpo. Non si può essere compiacenti rispetto a un continuo latrocinio nelle tasche degli agricoltori, senza parlare dicendo che tutto va bene. Non è possibile. Si è complici. Altri 90 milioni, perché voi, siccome non ve la racconta nessuno, è giusto che voi lo sappiate, prima che viene approvato, io lo sto dicendo prima che venga approvato, così non ci sono alibi. Se avete da protestare, da contestare, da intervenire, interveniamo, perché siamo ancora in tempo. Quando verrà approvata sono soldi che sono volati via. Altri 90 milioni, sempre sulla legge di stabilità, pensano, siccome il settore va molto bene, di ricavarlo dalla revisione del reddito dominicale e agrario, che aumenta per gli imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti del 5%, per gli altri imprenditori agricoli del 15%. Da questo intervento si ricaveranno 90 milioni di euro, sempre dalle nostre tasche. L'ultima previsione all'interno della legge di stabilità è la riduzione del 10% delle agevolazioni fiscali per il gasolio. Siccome il gasolio costa già poco, 10%. Da questo pensano di ricavare altri 100 milioni. Complessivamente, dall'approvazione della legge di stabilità, usciranno dalle nostre tasche 300 milioni di euro. E perché l'altro il nostro settore va bene. E quindi è quello che per primo deve pagare rispetto ad altri che invece non hanno nulla da pagare. Noi vogliamo parlarvi di programmi. I nostri programmi sono programmi concreti che devono puntare alla risoluzione dei problemi degli agricoltori, perché noi siamo convinti che l'agricoltura abbia una funzione economica, sociale, storica, rispetto alle tradizioni, tutela dell'ambiente. L'agricoltore è tutto questo, ed è anche un po' pazzo, perché è un soggetto che rimane caparbiamente legato alla propria azienda e cerca in tutti i modi di portarla avanti, e quando non ce la fa più tira ancora avanti, perché non vuole mollare, perché è legato a quella che è la tradizione di suo padre, di suo nonno, e non vuole mollare ad altri, abbandonando i terreni
così come sta accadendo nel nostro paese, dove gli incolti aumentano sempre di più. Altro che l'occupazione, aumentano i terreni incolti, non l'occupazione di agricoltura nel nostro paese. Una grande riforma nell'interesse degli agricoltori. Noi già le leggi le abbiamo depositate. Che succede? Faccio così è meglio. Una legge sulla sburocratizzazione. È normale che un agricoltore sia diventato un ragioniere oppure debba avere appresso un ragioniere girando da un ufficio all'altro per sbrigare pratiche, quando ci sono cose che possono essere facilmente semplificate. Abbiamo presentato una legge sulla semplificazione, una legge sull'accise dei carburanti, altro che eliminarla. Equipariamo l'agricoltura alla pesca, che non paga accise sui carburanti, perché è giusto che non paga accise sui carburanti, e non facciamo pagare gli agricoltori temporaneamente. Quando le cose andranno bene saremo felici di pagare, perché vuol dire che avremo guadagnato tanto, ma fino a quando dobbiamo resistere nelle nostre aziende devono essere gli aiuti. La qualità, la tutela della qualità. Il governo fa l'accordo col Marocco, apre le nostre, lo dirà poi Uggias, noi abbiamo votato contro, apre le nostre frontiere per chi ci viene a invadere con i nostri prodotti taroccati. I dati sono, me li sono segnati perché non volevo crederci, solo nel 2011 sono stati sequestrati 24 milioni di chilogrammi per un importo complessivo di 850 milioni di euro di prodotti agricoli italiani taroccati, entrati nel nostro paese. Capite il danno? Ma che vieni a cercare nelle tasche degli agricoltori? Perché non pensi a intervenire invece per impedire che ci siano abusi? E l'altra legge che interessa tutti gli agricoltori, il credito e la moratoria. Vai in banca, prima andavi in banca da agricoltore e avevi la tua dignità, ti veniva ad aprire la porta il direttore, entravi, ti faceva sedere nella saletta e ti diceva cosa ha bisogno. Oggi vai in banca, dici sono un agricoltore, non arrivi nemmeno a entrare, ti lasciano fuori dalla banca, perché sanno già che tanto tu non sarai in grado di poter pagare. E allora noi abbiamo fatto una legge sulla moratoria dei debiti sia nei confronti delle banche che nei confronti dello Stato. Questa Equitalia che viene a bussare con grande solerzia solo nelle case delle persone oneste, perché poi quelli devono portare i capitali all'estero, hai voglia. Equitalia all'estero non arriva solo in Italia e soprattutto nelle zone più povere. E quindi una legge che prevede una moratoria per 65 mesi, la possibilità in questi mesi di poter rateizzare, riconoscendo il debito, così evitiamo pure le cause, ci risparmi 2 volte lo Stato. E questa è una legge che l'Italia dei Valori ha presentato. Da ultimo abbiamo detto no, lo dicevo prima, all'IMU sugli immobili rurali. Cioè un immobile, una stalla, una struttura che serve per il proprio lavoro, ma che senso ha che venga tassata? Come se fosse un negozio al centro della città di Roma, ma non ha proprio senso. E questo abbiamo detto no. Le abbiamo queste norme insieme al Presidente Di Pietro consegnate al Ministro Catania appena si è insediato. Gliele abbiamo portate, eravamo il Presidente Di Pietro, l'onorevole Giuseppe, Di Nardo, io, e abbiamo consegnato. Io ho detto, Ministro, queste sono le leggi, ne faccia buon uso. Ci ha risposto, devo dire con onestà, ci ha detto, guardate, siccome voi siete all'opposizione e quindi io non posso dire che faccio una legge dell'opposizione, vedi il modo di governare, dice, posso prendere qualche idea da queste vostre leggi? Gli abbiamo detto no, se le prenda tutte e dica che non le abbiamo approvate noi, che le ha inventate lei, ma intervenga a favore degli agricoltori. Non è successo niente, quelle leggi sono rimaste là, non ne ha fatta nemmeno una, anzi ne ha fatte tante, ma esattamente al contrario. Noi abbiamo presentato altre 2 leggi, una sull'accorpamento dei servizi aziendali, perché gli agricoltori devono fare anche un'analisi, dobbiamo essere seri. Quando 2 aziende che hanno pochi ettari di terreno hanno 2 trattori, forse è meglio agevolare la possibilità, rimanendo ognuno proprietario di quello che ha, dell'utilizzo degli strumenti di lavoro in maniera da razionalizzare i costi, perché spesso ci sono dei costi eccessivi e degli sprechi. Un altro intervento è la legge di semplificazione, che noi abbiamo presentato proprio in questi giorni. La legge di semplificazione prevede, e così noi facciamo una riforma a costo zero, senza prendere un soldo dagli agricoltori, perché vogliono prendere 300 milioni con la legge di stabilità, ne abbiamo trovati forse 900 milioni o anche più.
Abbiamo detto che vanno riformati gli enti collegati al Ministero dell'Agricoltura. Ci sono 10 società collegate al Ministero dell'Agricoltura, noi diciamo ne bastano 3. Una, Ismea, che si deve occupare della parte finanziaria, dei finanziamenti in agricoltura. Una, Agea, che si deve occupare dei controlli in agricoltura. Uno, il CRA, che si deve occupare di ricerca in agricoltura. Gli altri 7 non servono. E ne abbiamo individuati 2 già, veloci, e li abbiamo portati al Ministro, che naturalmente non è intervenuto, perché quando c'è da levare posti di consiglio di amministrazione anche i tecnici sono estremamente sensibili in questa direzione. E ne abbiamo segnalati 2. Uno è l'ISA, Istituto Sviluppo Agroalimentare, dove c'è un consiglio di amministrazione composto da 5 persone, guarda caso l'amministratore delegato è moglie di un deputato di un partito di governo, nominata qualche mese fa, un anno fa, che prendono come consiglieri di amministrazione 180.000 euro il presidente, 160.000 l'amministratore delegato, 180.000 il presidente e 80.000 euro i componenti del consiglio di amministrazione. Ma hanno inventato anche un'altra cosa, ce l'ha detto il ministro durante l'interrogazione. Siccome, ora dirò che cosa fanno, siccome i 2 componenti del consiglio di amministrazione dicono ma come, quelli prendono 180 e 160, noi che siamo scemi che ne prendiamo 80. E allora si sono fatti, secondo me, qua parlo da avvocato, anche contro la legge, me l'ha detto il ministro che l'ha messo per iscritto, un contratto di collaborazione con la società di cui sono consiglieri. Per cui prendono, come consiglieri prendono 80.000 euro quello che è, dopodiché arrivano pure loro ai 160 perché hanno un contratto di collaborazione con la loro stessa società. Cosa fa questa società? Finanzia aziende agroalimentari. Quanti dipendenti ha? 36. Quanti dirigenti ha? 9. La media stipendio 154.000 euro a testa. Quante pratiche ha esitato l'ISA da quando è nato, cioè in 7 anni, perché è stata istituita 7 anni fa, ministro Alemanno, quante pratiche ha fatto? 36 pratiche in 7 anni di finanziamento. Sapete quanto capitale c'ha l'ISA? 300 milioni di euro, gli stessi soldi che ci devono togliere con la legge di stabilità, per alzarci il carburante, per farci pagare tutti i resti. Ecco, basta chiudere, domani mattina, non serve a nulla. Una società che fa 36 pratiche in 7 anni sono 3 pratiche all'anno, tipo basterà un ufficio, uno sgabuzzino al ministero, con un impiegato che riesce a fare 3 pratiche. Abbiamo risparmiato 300 milioni di euro. Abbiamo detto più di 6 mesi fa non è successo nulla. E un'altra società, questa è quella dell'altro giorno, per i quali mi sono presi i complimenti dell'agricoltore prima, quando abbiamo parlato Anita con il ministro Catania, Agecontrol. Abbiamo chiesto, scusi, ma Agecontrol, ministro, che ha 258 dipendenti, 23 milioni di bilancio, di cui 19 spesi per pagare stipendi, che doveva fare controlli in olivicoltura, non si capisce come, e dove i costi del controllo sono elevatissimi. Gli abbiamo chiesto, ministro, ci dice quanto costa un controllo? Perché magari forse se lo affidiamo a una società esterna costa la metà, è inutile che perdiamo tempo. Ci può dire quanto costa? Mi ha risposto il ministro, si vada a leggere il bilancio. Dico, ministro, ci arrivavo da solo che leggendo il bilancio avrei trovato qualche cifra, ma io volevo sapere la verità, lei non me la sta dicendo. E in questa società, tanto per fare noi, perché noi poi scaviamo, ecco perché diamo fastidio come Italia dei Valori, scopriamo anche che il funzionario che si occupa delle assunzioni e della gestione dei contratti è moglie di un consigliere regionale della Calabria arrestato per 'ndrangheta nell'operazione Infinito a Milano. E guarda caso una società che fa controlli e che avrebbe dovuto assumere eventualmente ispettori per fare controlli, le ultime assunzioni che ha fatto sono di impiegati di concetto calabresi. Guarda caso. Cioè, capite? Abbiamo chiesto al ministro, chiudila. Quanti soldi sono? Sommateli rispetto a quelli. Altro che dire facciamo pagare gli agricoltori te li fanno trovare i soldi. Ma nessuno è intervenuto anche su questa vicenda. E poi l'ultima, la sapete l'ultima? L'altro ieri ha parlato il ministro Fornero. Quando parla il ministro Fornero c'è da terrorizzarsi, no? Il ministro Fornero fortunatamente non si era occupato di agricoltura, meno male. Bene, l'altro ieri ha detto voglio fare un tavolo per il settore agricolo a gennaio. Io a nome degli agricoltori italiani dico, ministro, per favore non faccia il tavolo.
lasci perdere l'agricoltura. Questi sono i nostri progetti. Io un ringraziamento e ho concluso, voglio farlo intanto alla Consulta anche l'Agricoltura, che gratuitamente, composta da tecnici, sta dando una mano a livello nazionale per elaborare in agricoltura le nostre idee, i nostri progetti che vogliamo realizzare. E a questo proposito un impegno chiedo già questa sera, per dire che non dobbiamo raccontarla, al nostro assessore regionale, perché noi crediamo che ci sia una forte crisi di rappresentanza, o mettiamola così, che è opportuno, perché magari qualcuno si indispone, che è opportuno allargare la rappresentanza nelle istituzioni, nel settore agricolo. E quindi io chiedo formalmente all'assessore regionale all'agricoltura della regione Basilicata, che può diventare esempio per l'Italia, se la legge lo consente, di ampliare il tavolo verde, facendo entrare nel tavolo verde quelle associazioni rappresentative del territorio che insieme a quelli che ci sono già si possano occupare seriamente di agricoltura nell'interesse degli agricoltori. È un impegno. Sarà poco ma è un primo passo. Io vi ringrazio, vedete, a noi le idee non mancano, il coraggio mi pare sia evidente neppure. Abbiamo bisogno di forza, tanta forza che solo voi potete darci. Noi il coraggio, le idee ce le mettiamo, dateci una mano e secondo me questa battaglia la vinciamo. Grazie. Un saluto a tutti voi, ma un saluto particolare questa sera lasciatemelo fare a tutte le donne presenti. Vi dico perché, stavo riflettendo poco fa, seduta al mio posto. Avete fatto caso che su 5 relatori 2 sono donne? Questa è l'Italia dei Valori, io sono orgogliosa di portare la mia spilletta, il gabbiano dell'Italia dei Valori al petto. Perché intanto io e Rosa abbiamo avuto questa grande opportunità. Ringraziamo il Presidente Di Pietro, ma bisogna ringraziare anche l'Italia dei Valori. Ma, piccolo appunto, credo che sia importante per la società valutare bene il lavoro delle donne, perché Margaret Thatcher diceva: dove ci sono gli uomini ci sono le proposte, ma dove ci sono le donne c'è la concretezza, e questo è vero. Ecco perché noi donne siamo rimaste molto contente di quell'I love you che Michelle Obama ha rivolto alla donna nel suo discorso che è dopo la sua vittoria alle presidenziali. Ma veniamo a noi. Allora, io vi voglio dare una notizia, forse la conoscete già questa notizia. L'agricoltura sta morendo, soprattutto perché per il governo l'agricoltura è l'ultimo pensiero. Io sono capogruppo in Commissione Agricoltura dell'Italia dei Valori e tocco con mano tutti i provvedimenti che dovrebbero interessare l'agricoltura, ma vedete, in quell'inciucio che esiste in questo governo tecnico, che poi tecnico non è, perché come diceva Ignazio ormai è un governo politico, mi rendo conto che quelli che potrebbero essere i provvedimenti validi per la stessa agricoltura, poi in realtà vengono tutti messi da parte, perché le risorse non ci sono, e quando nella stessa commissione PD, UDC, PDL votano dei provvedimenti dove non ci sono risorse ma che fanno solo finta di essere rivolti al bene dei vari settori dell'economia italiana, ecco che allora che l'Italia dei Valori ha il suo ruolo di forte opposizione. Il problema di fondo è che tutti i disegni di legge che passano per l'agricoltura o che riguardano proprio l'agricoltura, i vari settori, abbiamo anche noi una proposta di legge che riguarda la castanicoltura,
l'itticoltura, la tartufocoltura, abbiamo di tutto di più. Purtroppo se ne parla in commissione, ma poi l'iter viene bloccato per mancanza di risorse. Siamo riusciti a dare la legislativa ad un solo provvedimento che riguarda l'agricoltura sociale. Voi sapete che l'agricoltura ha un percorso multifunzionale e che la stessa agricoltura sociale appartiene all'agricoltura con il suo ruolo sociale. Siamo riusciti a mandarla in legislativa, ma non c'è una lira per l'agricoltura sociale, solo che gli agricoltori, le associazioni che svolgono questo ruolo di agricoltura rivolta al sociale hanno chiesto una legge quadro. Quella bene è l'unica proposta di legge che sta andando avanti, perché c'è la nostra anche dell'Italia dei Valori, e quindi è chiaro che l'Italia dei Valori, per rendere questo tipo di agricoltura almeno fattibile, dice di sì alla legislativa. In questi periodi si è parlato molto di agricoltura. In tutto il mondo Catania dice che l'agricoltura italiana va a gonfie vele e che l'agricoltura italiana oltretutto crea opportunità di lavoro. Questo è vero, crea opportunità di lavoro, ma nessuno si interessa di quelle che sono le problematiche delle imprese agricole, che le imprese agricole devono affrontare giorno per giorno. Se ne rende conto Rosa Mastrosimone, che è un assessore regionale all'agricoltura e che ha ben detto tutte le problematiche che le imprese agricole purtroppo hanno sul groppone: i costi contributivi, la burocrazia, la questione del gasolio che ha il suo costo, l'IMU agricola. Ma a tutto questo si aggiunge quelle che sono le problematiche poi che la natura mette in campo e che l'agricoltura si trova di fronte. Pensate alla siccità, pensate alle alluvioni. Allora, va bene, l'agricoltura crea occupazione, ma bisogna rendersi conto che se si vuole far crescere l'agricoltura c'è bisogno di sostenere le imprese agricole. Non ci può essere alternativa. La crescita dell'agricoltura passa da quel sostegno che il governo non sta dando alle imprese agricole. E quando si parla di sostegno si parla anche di sostenere la competitività delle imprese agricole anche sui mercati esteri. Noi abbiamo parlato di etichettatura. Quante denominazioni l'Italia ha? Quanti prodotti di qualità quindi sono definiti da quelle denominazioni? DOC, DOP, IGP, tutto quello che vogliamo. Ma come può un'impresa agricola nel suo piccolo sostenere quelli che sono gli sgravi, la gravità della mancanza di risorse per poter poi pubblicizzare sul mercato quella che è la qualità del prodotto che, scusate il gioco di parole, viene prodotto da quell'impresa agricola. Ecco, purtroppo il governo questo non lo capisce ed è questo poi il sostegno che vuole anche l'impresa agricola. Ed è impensabile in questo scenario andare avanti con la politica dei tagli. C'è soltanto la politica dei tagli. Ecco, Rosa conosce le problematiche. È chiaro che le regioni hanno il loro compito, soprattutto attraverso i GAL, e il sostegno deve arrivare anche dalle regioni. Ma se anche le regioni si ritrovano a far fronte a tante problematiche e lo Stato non dà alle regioni e quindi anche ai comuni le risorse per poter portare avanti un discorso di questo genere, se non aumentando le tasse, questo è il problema. Quindi regioni, comuni, voi pensate, noi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico, ma per poter riparare a questo è possibile che si porti avanti soltanto la politica dei tagli? Ed è possibile che a pagarne le spese è l'agricoltura? Guardate, io sono di parte, sia perché sono in Commissione Agricoltura e sia perché fino a poco tempo fa mi sono interessata di scuola.
sono due settori fortemente importanti per quella che è l'economia italiana, perché l'una svolge un ruolo, anzi 3 ruoli. Il primo ruolo è quello di produrre alimenti, il secondo è di tutelare la salute dei cittadini attraverso alimenti di qualità, il terzo è la difesa dell'ambiente. Quindi quale settore è più completo dell'agricoltura? E l'altro settore importante è la scuola, perché se cosa più della scuola riesce ad offrire competenze e conoscenze per portare avanti ogni settore della vita economica italiana? Questo riguarda anche l'agricoltura. Ebbene, questa politica dei tagli ha portato gli italiani a consumare meno, a consumare prodotti non di certo di qualità. E quali sono le persone che ci rimettono di più? Gli agricoltori, perché hanno un doppio ruolo, quello di consumatore e quello di produttore. Quindi nell'uno e nell'altro caso l'agricoltore purtroppo è penalizzato. Allora, si sono riempiti della bocca che l'agricoltura ha dato e crea opportunità di lavoro, ma nulla quindi si fa per l'agricoltura. Nessuno sgravio contributivo, ed è quello che da tanto chiedono gli agricoltori. Una burocrazia alleggerita, eppure questo non esiste. Crea opportunità di lavoro. Questo io vorrei dire anche alla Fornero, vedete, soprattutto al sud l'agricoltura è vero, crea opportunità di lavoro. Quanti ragazzi laureati sono andati a raccogliere le olive, sono andati a raccogliere l'uva in questi periodi per avere forse qualche euro in tasca? Quindi non è vero che i nostri giovani fanno gli schizzinosi. E credo che la Fornero sia il ministro più odiato dai giovani, perché non ha il cuore, non ha il pensiero rivolto ai giovani. Lo stesso sottosegretario, mi pare che si chiama Martone, il suo sottosegretario, un giovane che dice: chi non si laurea prima dei 28 anni o entro i 28 anni è uno sfigato. Quello che porta i capelli come Gramsci, ricorda un po' Gramsci, ma lui sta all'opposto, perché Gramsci diceva di rompere il sistema. Il nostro Presidente vuole rompere quel sistema della corruzione e della lontananza dalla politica per i cittadini, eppure hanno cercato di rompere a lui le ossa. Quello significa rompere il sistema, vorrei dire a quel sottosegretario e alla stessa Fornero. È vero, questo è un governo che parla politichese. Io me ne accorgo ancora meglio per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, perché ripeto, in commissione se ci dicono non c'è una lira e questi provvedimenti vanno avanti e indietro fra la commissione bilancio, la commissione finanza, e poi ritorna in agricoltura e ci dicono non c'è neanche una lira, significa che siamo stati presi in giro. Purtroppo bisogna dire che in questo periodo stiamo trattando, e dico purtroppo perché è così, purtroppo la legge di stabilità. È una legge che penalizza moltissimi gli agricoltori. Purtroppo in questo modo, con la rivalutazione del reddito agricolo, alcune società, alcune imprese pagheranno il doppio se non il triplo. Ebbene, questo è veramente il modo che porta poi le imprese agricole a soccombere. Loro hanno detto che questa rivalutazione delle imprese del reddito sarebbe poi stata compensata dalla riduzione di un punto percentuale delle prime 2 aliquote IRPEF, ma non hanno detto la verità, perché guardate, quella che è la riduzione di un punto percentuale dell'IRPEF andrà in onda dal 2014, mentre quella che è la rivalutazione del reddito partirà dal 2012-2013, quindi anche questo è un modo di far finta, è un modo del governo di voler ingannare i cittadini e quindi le imprese agricole.
Non parliamo poi del gasolio agricolo, perché credo che voi sappiate che ci sarà la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agricolo. Noi addirittura avevamo chiesto che non volevamo assolutamente, volevamo la diminuzione dell'accisa sul gasolio e quindi non eravamo d'accordo su questa norma, ma non ce l'abbiamo fatta. Devo dire che anche le altre forze politiche si sono opposte, però chiaramente quando si parla di far quadrare i bilanci ci dicono immediatamente di no. Sapete come si sono giustificati dicendo che questa legge di stabilità invece è a favore degli agricoltori? Per due motivi. Uno, perché hanno stanziato 120 milioni di euro per il fondo di solidarietà. Io ho detto, e meno male. L'altro perché hanno ridato 4 milioni di euro per la ricerca in agricoltura. Voi sapete quanto sia importante la ricerca in agricoltura. E anche qui ho detto meno male. Ma poi basta. Non abbiamo potuto dire null'altro. Perché pensate che qualche mese fa avevano tolto al settore bieticolo saccarifero circa 20 milioni di euro da destinare al rilancio per il rilancio dell'agricoltura italiana. Oggi non solo li hanno tolti quei 20 milioni di euro al settore bieticolo saccarifero, ma devono rientrare nel bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2012, quindi vuol dire che non sono più disponibili neanche quei 20 milioni di euro. Allora, questo significa che di risorse per l'agricoltura non ne sono state stanziate, perché 120 milioni di euro per il fondo di solidarietà sono quisquiglie quando poi vengono spesi per i consigli di amministrazione degli enti, dei quali vi ha parlato il collega Ignazio Messina, quando poi vengono spesi 300 milioni di euro per mandare avanti tutti gli enti che per lo Stato non fanno nulla. Sono un sacco pieno, pesante di nulla che lo Stato si trascina sulle spalle e che quindi sono risorse che vengono tolte alle imprese, fra le quali anche le imprese agricole. Guardate che anche per il settore ittico, io so che questo può non interessare a Matera, ma parlando poi in generale di quello che è il settore agricolo, rientra qui anche la questione delle imprese ittiche, anche lì sono diminuiti gli sgravi contributivi. Quindi non c'è nessun comparto, nessun settore che abbia avuto una sola lira. Non posso più dire lira perché un giorno un collega mi disse: guarda che non si tratta più di lira ma si tratta di euro. Bene, non ci sono né lira né euro, non c'è nulla per l'agricoltura. Quindi è stata una finta anche questa, a mio avviso, perché 120 milioni di euro con tutte le problematiche che la natura mette purtroppo, con le quali la natura mette a dura prova l'agricoltura, anche quelli sono veramente pochi. Quindi vedete, c'è un meccanismo perverso che non funziona. Si rincorrono la recessione e le manovre che questo governo sta mettendo in atto. Però questo rincorrersi di manovre e recessione non produce nulla di buono per i cittadini italiani. Questo è il grosso problema. Io voglio terminare qui, perché voglio lasciare la parola ad Ugias. Vedete, in Italia una crescita c'è, e soprattutto per l'agricoltura. Crescono i costi contributivi, cresce la burocrazia, è cresciuta l'IMU, cresce il prezzo del gasolio, quindi questo è il modo di intendere la crescita del governo Monti. C'è una sola cosa che diminuisce, io mi riferisco all'agricoltura, ed è il reddito degli agricoltori, perché la stessa Europa sostiene che in una cosa ha fallito la PAC, nel difendere il reddito degli agricoltori. Quello è il più grande fallimento. Certo, chi ha un'impresa agricola può rendersene conto. Quindi il ministro Catania, che è un grande tecnico, purtroppo non è il tecnico che ci aspettavamo,
Parla molto bene il politichese, abbiamo in agricoltura anche la nomina del dottor Tampieri a direttore generale dell'AGEA. Si sta temporeggiando, ma sapete perché si sta temporeggiando? Perché non si mettono d'accordo fra di loro, perché non sarebbe una nomina tecnica, visto e considerato che Tampieri è stato il braccio destro di De Castro, è stato assessore per l'agricoltura in Emilia e Romagna, quindi lì purtroppo per l'AGEA, che non funziona l'AGEA come dovrebbe funzionare, perché quante imprese agricole ancora non ricevono i fondi del 2007, 2008 e 2009, perché questa agenzia delle erogazioni in agricoltori non funziona nonostante il consiglio di amministrazione che viene profumatamente pagato. Ebbene, lì sono fermi, lì non si mettono d'accordo perché c'è un incarico, purtroppo c'è un'indennità da dare per quell'incarico, allora PD, PDL e UDC non si mettono d'accordo. È chiaro che l'Italia dei Valori non è d'accordo soprattutto perché l'AGEA non funziona, perché l'AGEA non fa l'interesse delle imprese agricole. Questo è tutto quello che stiamo facendo in Commissione Agricoltura, ma non è poco, perché è l'Italia dei Valori che non vuole fare per l'agricoltura. È un governo, ripeto, ho aperto in questo modo il mio intervento, che non ha proprio interesse per questo settore, per l'agricoltura, che è un carro che tira in avanti l'economia italiana, ma poi è un carro che lo stesso governo non vuole appesantire con le risorse idonee a mandare avanti le imprese agricole che producono prodotti di qualità e che riempiono quel carro. Grazie. Uggias è il presidente Di Pietro per le conclusioni, quindi inviterei sul palco, ma chiederei gli interventi una brevità, perché se no non ci siamo un po' dilungati obiettivamente, ma sentir parlare di tecnici come il ministro Catania, dico, io non vorrei che alla fine ce lo troviamo candidato da qualche parte, ecco, e poi finisce di fare il tecnico e diventa politico, ma speriamo di no. Fulvio Venarucci, in rappresentanza degli agricoltori, che è anche presidente dell'AMPA. Fulvio, ti prego. Non ti prego, perché il Presidente ha detto fallo parlare quanto vuole. Scusate, io parlerò sicuramente poco, perché capite da soli il perché. Allora, io la prima volta che ho visto il Presidente Di Pietro mi ha fatto una domanda, mi ha detto, dice, ma perché mio padre con il mio terreno ci ha fatto una casa, ci faceva studiare 3 figli e io ci rimetto i soldi? Dice, ma di chi è la colpa? E io gli ho risposto, quella volta lì, dei sindacati che non hanno fatto bene il proprio lavoro. Adesso vi dico un'altra cosa, oltre ai sindacati ci dobbiamo mettere i super burocrati, e ci arrivo subito perché ci dobbiamo mettere i super burocrati. Allora cominciamo da una cosa, qualcuno di voi vedrà sicuramente la televisione, TG2 l'agricoltura tiene, TG1 intervistano un biologico che io che ho 94 ettari a biologico ho detto devo essere proprio un deficiente, perché questo guadagna i soldi con un pezzettino di terra e io guadagnicchio, però insomma potrei andare meglio. Poi intervistano un'agricoltrice che secondo me era la figlia di un notaio, che il papà gli aveva appena comprato un'azienda agricola, che era tutta contenta perché in campagna si sta bene, in campagna c'è l'aria buona, perché in campagna si guadagnano i soldi. Ma la gente che opinione si fa dell'agricoltura italiana? Ma chi è che manda in giro le informazioni così distorte? Allora quando noi sentiamo il presidente Marini che dice che Coldiretti ha 1.500.000 iscritti, di cosa stiamo parlando? Lo diceva prima l'onorevole Messina, in azienda l'Italia sono, le aziende censite dall'Istat sono 1.600.000, la metà ha meno di 2 ettari, 800.000 aziende sono comprese fra 2 e l'infinito,
quelle che superano i 10 ettari sono circa 300.000. Chi di voi ha 10 ettari di seminativo qui, se non fa un altro mestiere, non mangia. Stiamo parlando di un'agricoltura che non esiste. Ci sono 798.000 iscritti alle Camere di Commercio. Se levate quelli che si devono iscrivere coattivamente perché devono prendere il gasolio, il numero sprofonda. Le dichiarazioni IVA del 2011 sono meno di 500.000, di cui ce ne stanno 200-300.000 che sono in regime speciale. Vuol dire che c'è gente che fa la dichiarazione IVA che ha 8, 9, 10, 11, 12.000 euro non di guadagno, di volume d'affari. Sono aziende che guadagnano 1.000 euro all'anno, ma di quale agricoltura stiamo parlando in questo paese? Le aziende che assumono manodopera sono meno di 190.000. Allora noi stiamo dando numeri ai nostri amici politici perché loro gli dice una cosa, ti vanno a prendere il libro, cercano di capire. Ma la maggior parte, io vado all'audizione in Commissione Agricoltura, non gliene frega niente a nessuno, gli dici le cose, ti guardano come se tu fossi appena caduto da Marte. Allora, noi abbiamo informazioni errate. Io sono stato invitato a un'iniziativa fatta da PD e Stelle, Italia Bene Comune, sono andato a sentire. Ha parlato un rappresentante di una delle 4 confederazioni di quelle che stanno al tavolo verde qui anche in Basilicata. E ha dato un dato grandemente positivo. In Italia ci sono 65.000 giovani sotto i 35 anni. Primo, io ne conoscerò almeno una quindicina che sono primi insediati, che non lavorano, non hanno mai lavorato e mai lavoreranno in azienda. Si sono insediati soltanto perché il padre aveva bisogno di quei 40.000 euro per tenere buono il direttore della banca. E questa è una cosa che bisogna che la gente se la mette bene nella testa, perché non sono 65.000 giovani, bene che va, sono la metà, e ognuno di questi dovrebbe dare da mangiare a 10.000, 20.000 persone. Cioè, ma di quale agricoltura stiamo parlando? Poi il problema, ha detto poi, però abbiamo un problema gravissimo che è la PAC. Io all'onorevole Uccias voglio dire che il problema della PAC per me è grave, perché io ho 60 anni, devo andare in pensione. Se a me mi danno la PAC come si prevede adesso, io prendo 40.000 euro all'anno per 5 anni, vado in pensione, poi butto tutto perché mia figlia mi ha detto che non ne vuole sapere niente e sto tranquillo. Ma chi è che ha 100 ettari su cui mettere tutti questi soldi? Chi non ha 100 ettari con la PAC ci fa poco e niente. Cioè ci paga qualche cosa. Allora un dato, chi prende meno di 250 euro all'anno di titoli, sono circa 270-280.000 aziende, vuol dire ci saranno 280.000 aziende che prendono 250-150 euro all'anno. E per prenderli vanno al sindacato, fanno una tessera, pagano una domanda al CA, la metà dei soldi bene che va l'hanno lasciata al sindacato. Ma di cosa stiamo parlando?
ce ne sono 531.000 che ne prendono meno di 500 euro all'anno. Anche questi la metà li lasciano al sindacato perché devono fare la tessera, devono fare la domanda. Ognuno di voi che ha un pezzo di terra, la domanda l'andrà a fare pure da qualche parte, no? Quindi non vedevo spiegare niente. Le aziende che prendono più di 5.000 euro, che non ci si mangia con 5.000 euro all'anno, almeno che non fai il fachero, sono solo 144.000. Allora, di quale agricoltura stiamo parlando? Io devo dire che ho ascoltato con grande soddisfazione gli interventi che hanno fatto gli amici dell'Italia dei Valori, perché in molte cose che hanno detto ho ritrovato i miei discorsi, perché loro hanno una grande capacità, ascoltano, valutano, approfondiscono. Quando io gli dicevo guardate che là c'è un buco nero che non funziona niente, poi se li sono andati a cercare da soli, lo dirà pure qualcun altro. Noi con Albea non ci siamo trovati molto bene, quindi se proprio la dovete rifare fatela diversamente da come era prima, perché come era prima non andava più. Allora concludo, spero di essere stato 25 minuti. Noi, la nostra agricoltura italiana, è un'agricoltura in camera di rianimazione. Da noi per il latte negli anni fino 80, primi 90, prendevamo 800 lire al litro, pagavamo la soia 45.000 lire e poi pagavamo il mais 25.000 lire. Ora prendiamo 800 lire al litro, paghiamo la soia 65 euro e paghiamo il mais 25-30 euro. Ma come fanno ad andare avanti le aziende agricole? Cioè così non è più possibile, stanno tutte in camera di rianimazione, tutti si preoccupano, dati che la corta per chilometro zero, ma se io pianto 30 ettari di melanzane, ma mica me le posso vendere lungo la strada a cassette. Noi dobbiamo cambiare l'approccio con il sistema. Chi ci governa? La politica ci deve dire: noi siamo interessati all'agricoltura e noi faremo quello che dobbiamo fare, perché l'agricoltura può sviluppare posti di lavoro, reddito, può anche discutere con l'industria agroalimentare italiana, perché pure quella va messa in riga, però tirate bonis quando interverrà. Se no ci dicessero noi dell'agricoltura non ne vogliamo fare niente, noi comunque mangeremo qualcosa, gli altri non lo so. Buonasera a tutti, un grazie all'Italia dei Valori, un grazie al tavolo della Presidenza, all'assessore Mastrosimone che oggi ha organizzato questo incontro sull'agricoltura. Intanto credo che va dato atto che l'importante è che, voglio dire, ecco, l'agricoltura ritorni a essere il settore primario della politica italiana. In questo momento io ho sentito gli interventi dove in molti spunti si è presa in considerazione la Coldiretti, insomma la filiera corta, la vendita diretta, voglio dire, sono progetti, però devo anche dire che questi progetti, voglio dire, sono anche fatti concreti che riescono a dare, voglio dire, oggi in questo momento di difficoltà, voglio dire, una prospettiva di fiducia. Ha detto bene prima l'onorevole, i dati vanno letti con molta razionalità e sincerità. Il settore dell'agricoltura è un settore molto in crisi, è il settore dove tutti dicono che ci sono numeri positivi, però questi numeri positivi vanno intesi non come un settore che in questo momento non vive le difficoltà, è un settore che vive di più degli altri le difficoltà, ma sicuramente oggi l'agricoltura ha un'opportunità in più
di sviluppo dell'economia del nostro paese. E mi faccio capire meglio, oggi l'agricoltura non è soltanto più produzione, si diceva prima è qualità delle nostre produzioni, è sicurezza alimentare, è produrre cibo, e dare, voglio dire, sicuramente un valore maggiore al nostro territorio, e rispettare l'ambiente, e avere cultura delle nostre tradizioni, e il saper raccontare una storia dei nostri territori, e il legame che il prodotto deve avere direttamente con il nostro territorio, perché in quel legame c'è la distintività delle nostre produzioni, c'è la possibilità per l'agroalimentare italiano di poter competere, voglio dire, a livello mondiale nei mercati che oggi stanno mettendo in difficoltà la nostra agricoltura, perché mancano le regole che oggi stabiliscono e che mettono in campo situazioni di equilibrio per tutte le imprese agricole. Abbiamo visto che in questi anni si sta cercando, voglio dire, e giustamente l'intervento che mi hanno preceduto prima hanno parlato della tracciabilità, dell'etichetta, dell'importanza della trasparenza, della possibilità per il consumatore di saper scegliere il vero prodotto italiano e non un prodotto taroccato, perché il Made in Italy italiano è veramente l'eccellenza economica italiana. L'Italia, e questo l'onorevole Di Pietro lo sa, è conosciuta per il nostro agroalimentare, non è conosciuta per la nostra industria, non è conosciuta per la nostra Fiat, è conosciuta per l'eccellenza del Made in Italy. Questo Made in Italy che viene copiato, viene taroccato e viene oggi, voglio dire, mette in difficoltà le nostre imprese agricole. Io credo che il lavoro che vada fatto è proprio quello che, voglio dire, oggi voi avete presentato con il programma dell'Italia dei Valori, che io condivido pienamente. Però vorrei, e dico anche all'assessore, che questo programma nazionale diventi il programma della Regione Basilicata. E noi dobbiamo effettivamente fare queste cose in Regione Basilicata, perché poi qua in questa regione noi siamo una regione che ha cambiato 6 volte gli assessori, siamo una regione che rischia il disimpegno degli investimenti in agricoltura, siamo una regione dove c'è la burocrazia, siamo una regione dove i dipartimenti non parlano tra di loro, e quindi ogni volta l'agricoltura, che è fatta anche di sanità, di ambiente, deve girare i 7 palazzi per poter risolvere una pratica. Allora in questa regione noi abbiamo effettivamente tutti i problemi che noi a livello nazionale vorremmo risolvere. Quindi è chiaro che il primo esempio importante che vada dato è che in regione si arrivi, voglio dire, effettivamente a dare le opportunità alle vere imprese agricole. Le vere imprese agricole che oggi in Basilicata sono tante, le vere imprese agricole che oggi, prima di chiedere, devo dire la verità, hanno già fatto il progetto che è già diventato un'opportunità di sviluppo per questa regione. Questa è la regione dell'agricoltura, è la regione dove il territorio è sicuramente uno dei territori più vocati all'agricoltura nel nostro contesto italiano, dove si può fare grande agricoltura di qualità, dove ci sono valori importanti che vengono, e ci sono anche risorse importantissime che vanno date all'agricoltura, come l'acqua, il territorio. Sono valori, la sicurezza alimentare, il benessere che gli agricoltori contribuiscono nel proprio lavoro a dare ai cittadini. Questi effetti non sono ancora effetti concreti, tangibili, che noi riusciamo a toccare nelle prospettive quotidiane anche a livello regionale. Allora l'impegno sempre più forte è che effettivamente, voglio dire, dobbiamo far ritornare il settore dell'agricoltura, ma realmente il settore trainante di questa regione, il settore trainante dell'Italia, perché sull'agricoltura sicuramente c'è una prospettiva diversa rispetto ad altri settori, e sicuramente l'agricoltura potrà stimolare il settore del turismo, potrà stimolare il settore dell'artigianato, perché dall'agricoltura si innesca un principio virtuoso sicuramente di un'economia sana, di un'economia che può dimostrare che l'Italia ha delle eccellenze da portare nel mondo. Grazie. Sì, Saverio De Bonis, che è il coordinatore della FIMA e il presidente dell'ANLAC nazionale.
Grazie per questa opportunità che Italia dei Valori ci dà questa sera. Avevamo già incontrato Italia dei Valori l'anno scorso su temi molto concreti che investono l'attività delle aziende agricole del Mezzogiorno, e una delle precondizioni per il rilancio dell'agricoltura già in quella occasione fu espressamente riferito da noi dovesse essere la moratoria. L'Italia dei Valori ha presentato un disegno di legge che è stato votato alla Camera, ma questo disegno di legge in Parlamento ha avuto 202 voti favorevoli e 222 voti contrari. Dopo l'approvazione del documento, del provvedimento, ci siamo presi la briga di andare a vedere perché una metà del Parlamento si era schierato contro, e abbiamo scoperto, anche facendo una statistica, che l'indice di compattezza e di coerenza verso il voto favorevole a favore di questo provvedimento era rappresentato in primis al 100% da Italia dei Valori, che con 19 parlamentari su 19 aveva espresso piena approvazione verso il provvedimento. Subito dopo l'Unione di Centro, con 23 voti favorevoli su 35 parlamentari, quindi con il 66% di indice di compattezza. A seguire il Partito Democratico con 124 voti favorevoli su 196, 63%, e poi tutti gli altri, Futuro Libertà, eccetera. Abbiamo scoperto con nostro sommo dispiacere che il Popolo delle Libertà è stato il partito che invece ha dato il maggior esito negativo. Il 90% dei parlamentari ha votato contro, 159 su 176. Quindi gli agricoltori adesso hanno un quadro, hanno capito con questo provvedimento chi è a favore di un rilancio dell'agricoltura e chi invece non ha nessuna voglia di investire su questo settore, che può apparire marginale, può apparire meno strategico di altri, ma che sicuramente per il Mezzogiorno rappresenta l'ancora di salvezza e il cavallo di traino per la nostra economia. In questa stessa sala, qualche mese fa, è venuto Marini, parlando di PAC, ha affermato che l'agricoltura meridionale era sull'orlo del cratere. Noi abbiamo ribattuto con un comunicato stampa dicendo che è dentro il precipizio, non è sull'orlo del cratere. E non si è chiesto egli se la PAC ha saputo rispondere, in prospettiva risponde, diciamo, alle esigenze della nostra agricoltura. Ma il fatto strano è che sinora nessuno ci ha spiegato come si può restituire reddito ai nostri produttori. Il Presidente Di Pietro ricorderà, quando siamo stati in quell'appuntamento qui all'Hotel San Domenico, che con la nostra attività avevamo cercato di capire in che modo si formano i prezzi in agricoltura, perché il tema dei redditi in agricoltura è un tema strettamente legato ai prezzi in agricoltura. Avevamo fatto questa esperienza con un'associazione di allevatori per capire quali fossero le dinamiche alla base della formazione dei prezzi. Siamo andati in fondo, siamo arrivati all'antitrust, abbiamo fatto delle audizioni parlamentari, c'è stata una prima risoluzione alla Camera, un'altra risoluzione al Senato. A un certo punto l'antitrust ha emesso un parere, non ha avuto il coraggio di aprire un'indagine, di punire i responsabili di questo cartello, ma ha inviato una segnalazione al governo invitandolo a inserire tra le misure anticrisi del piano di settore un provvedimento ad hoc che si chiama Commissione Prezzi Unica Nazionale. Dal mese di agosto di quest'anno questa commissione si è attivata, è partita, e noi abbiamo avuto la possibilità dall'interno di capire in che modo si formano i prezzi. E adesso vi spiegherò. C'è una commissione in cui ci sono 6 agricoltori e 6 industriali che settimanalmente si uniscono, si incontrano a Verona e illustrano l'andamento del mercato. Ognuno delle parti alternativamente dice la sua su come ritiene sia l'andamento di mercato, ma alla fine abbiamo notato che rispetto ai metodi pregressi che si intendevano innovare non ci sono degli elementi di discontinuità col passato. Ovvero,
sia l'antitrust che le commissioni parlamentari avevano statuito che questa commissione dovesse essere trasparente e neutrale. Il concetto di trasparenza per noi non è legato semplicemente al fatto che i verbali delle commissioni debbano essere messi a disposizione di tutti i cittadini, di tutti gli stakeholders e delle istituzioni, ma che soprattutto i dati e le informazioni di mercato dovessero essere informazioni oggettive. Sono passati 3 mesi, ancora queste informazioni oggettive non sono a disposizione della Commissione, per cui i commissari propongono dei prezzi di mercato sulla base delle proprie sensazioni. Ognuno dice la sua e quindi c'è il parere di grossi gruppi industriali contro il parere di 6 agricoltori o allevatori. Non finisce qui, la Commissione doveva essere anche neutrale. Uno dei prerequisiti di questa neutralità doveva essere l'indipendenza commerciale dei singoli commissari, ovvero sia evitare che un commissario potesse dipendere da un altro commissario. Che cosa abbiamo scoperto? Che purtroppo alcune organizzazioni, tra le più rinomate, anziché mettere all'interno della Commissione dei rappresentanti liberi e neutrali, hanno messo all'interno della Commissione dei rappresentanti che non sono liberi e non sono neutrali. Quindi è uno strumento nuovo che è già anacquato. Ora, se questo è il meccanismo con cui in Italia noi dobbiamo determinare il reddito degli agricoltori, voi capite che se iniziamo a mettere mano sul grano, sulle altre filiere, sul latte, su tutte le filiere agroalimentari, il problema diventa serio. Quindi c'è l'esigenza, io lo dico all'Italia dei Valori perché nel programma possano inserire questo tema, che è quello di prevedere norme antitrust molto rigorose, sanzioni penali per coloro che compiono operazioni di cartello, perché Roosevelt insegna, dopo la grande crisi, la grande depressione americana, uno dei primi strumenti che furono adottati fu proprio un'azione molto forte sul contrasto ai cartelli, perché la nostra agricoltura è forte, i nostri prodotti alimentari sono forti, ma la verità è che c'è una grande dicotomia tra i prezzi all'origine e i prezzi al dettaglio. Mentre i prezzi al dettaglio subiscono una loro naturale evoluzione legata all'inflazione, i prezzi all'origine rimangono bloccati, perché ci sono dei cartelli nelle varie filiere che il nostro governo non è riuscito a contrastare. Quindi una delle missioni importanti che bisogna darsi anche per le altre filiere è proprio questo punto. Altro aspetto importante che volevo evidenziare: la situazione di credito generatasi a seguito di questa fase molto critica di sfiducia degli istituti di credito sulle aziende agricole ha in qualche modo condizionato il mercato in una fase molto critica. Pensando di poter fare cosa utile, il governo ha emanato l'articolo 62, con il quale senza dubbio si va a regolarizzare i rapporti con la grande distribuzione. Quindi c'è sicuramente da parte della grande distribuzione una rinunzia ai propri, al proprio potere di circolante a favore degli industriali. Ma lo stesso meccanismo ribaltato verso l'agricoltura e soprattutto verso i produttori di carne, latte e uova determineranno, perché la legge è già entrata in vigore, un forte stress finanziario, perché gli agricoltori saranno costretti a osservare termini rigidi di pagamento. Quindi noi vorremmo che Italia dei Valori su questo si facesse artefice di una proposta, di una deroga, di una fase di transizione, cioè facciamo entrare in vigore questa norma che va bene, vivaddio, nei confronti della grande distribuzione, ma nei confronti degli allevatori, verso i loro fornitori, cioè verso i mangimisti, verso i produttori di materie prime, verso i produttori di prodotti deteriorabili, diamogli la possibilità di respirare, perché di fatto sino ad oggi le banche sono state sostituite dai nostri fornitori. Quindi se il governo, anziché darci la moratoria, ci obbliga a rispettare dei termini stringenti di pagamento, ci sta dando una mazzata e un'asfissia che noi non potremo sostenere se non ci sarà quantomeno una fase di transizione. Ultimo passaggio: quando l'onorevole Di Pietro è stato qui a Matera lo abbiamo un po' erudito sulla questione delle micotossine. Finalmente, Presidente, da quella data siamo riusciti con grande difficoltà ad avere la prima audizione al Senato. Ci auguriamo di poter fare la stessa cosa anche in Commissione Agricoltura alla Camera. Bene, grazie all'impegno della senatrice Antezza è stato possibile
essere auditi e far passare un concetto importante con il quale finalmente ci sarà un'armonizzazione dei limiti di legge sulle micotossine. Noi abbiamo il granaio del sud nel mezzogiorno, soprattutto la Puglia, la Basilicata, la Sicilia, sono una miniera d'oro sotto il profilo sanitario, perché possono prevenire fenomeni di intolleranza, possono diciamo, aumentare la nostra competitività sul piano della qualità, non della quantità, ma sino ad oggi siamo stati condizionati da importazioni selvagge di grani provenienti da tutto il mondo che non ci hanno dato la possibilità di poter competere ad armi pari. Questa risoluzione restituisce finalmente giustizia, ci saranno maggiori controlli, abbiamo chiesto la preventiva colorazione dei grani duri di importazione extracomunitaria, in questo modo si potrà finalmente prevenire ogni forma di commercio fraudolento e ci auguriamo che se anche la Camera darà il suo sostegno, quanto prima ci sia una risposta in termini di governo. Grazie. Grazie Saverio. Chiedo di intervenire Jacopo Beccherini, che è Presidente della Confederazione Italiana Liberi Agricoltori. Nell'approccio ai problemi dell'agricoltura stessa sono stati rappresentanti dell'Italia dei Valori. E in questo mi sento di sposare appieno l'intervento dell'onorevole Messina, che secondo me su alcune cose è stato fin troppo blando, mi spiego più avanti. Naturalmente per parlare dei problemi dell'agricoltura non basterebbero 5 giorni, quindi in 5 minuti cercherò di dare dei punti, degli spot. Come liberi agricoltori noi siamo di quelli che dicono che l'agricoltura è in crisi, e questo lo dice che la lettura che viene fatta ad ogni livello dell'agricoltura nasconde quanto accade veramente nelle aree rurali del nostro paese, e nessuna statistica mostra la vera dimensione del baratro che hanno davanti le aziende agricole italiane. La Liberi Agricoltori nasce anche per questo, per trovare un elemento di verità in un settore dove domina l'autoreferenzialità e la mancanza di rappresentanza vera, e per spiegare che la responsabilità della condizione dell'agricoltura italiana oggi non è solo della politica, ma è anche dei soggetti che non hanno saputo rappresentare necessità. La Liberi Agricoltori nasce 6 mesi fa e le adesioni del 2012 ormai sono giunte a 57.000 imprese agricole, tutte di media e grande dimensione, imprese che superano in Italia i 600.000 ettari di superficie agricola. Solo qui in Basilicata rappresentiamo il 10% delle imprese e della superficie agricola. Ci sono cose che dobbiamo dire chiaramente. Le nostre imprese hanno il compito di sfamare 60 milioni di concittadini e quindi non è assolutamente possibile che tutto possa essere risolto con la creazione del prodotto, con la filiera corta o con i mercatini. Anzi, intanto bisognerebbe smettere di confondere la filiera corta con la vendita diretta del chilometro zero, perché non ci sono assolutamente vantaggi se non nell'organizzazione se non in chi organizza i mercati. Un altro punto fondamentale per noi sono le OP, gli organismi di produttori. Abbiamo voluto privilegiare la grandezza rispetto all'efficienza e alla capacità gestionale. Sono stati puniti gruppi minoritari, anche se erano rappresentativi di prodotto, e sono stati esclusi dai benefici veri delle OP. A nostro avviso la capacità di fare prezzo non è dovuta alla dimensione dell'offerta, ma alla qualità della stessa. In un mercato globalizzato, come quello che viviamo oggi, dove tutto entra a prezzi enormemente inferiori a quelli sostenibili dalle nostre imprese, è sbagliato e velleitario pensare che aggregando si possano abbassare i prezzi alla produzione. Per questo, semmai, vanno abbassare i parametri produttivi di riferimento, aumentando nel contempo i controlli, quelli sì veramente, su quanto viene realmente commercializzato direttamente, e imponendo anche un tetto ai costi della burocrazia. Per migliorare la posizione di mercato delle nostre imprese agricole sui mercati sia italiani che esteri, oggi l'unica strada è la valorizzazione e la certificazione del nostro prodotto. Questo però va accompagnato sicuramente da una riduzione di tutta la burocrazia inutile e che non garantisce né qualità né provenienza del prodotto, ma soltanto il reddito della burocrazia stessa e di chi ci lavora sopra. Una misura recente, per esempio, è l'articolo 62, che denota, come spesso accade, che molte norme vengono scritte da soggetti che non hanno assolutamente conoscenza del settore agricolo, e quindi questo articolo 62, che sicuramente avrà scopi lodevolissimi,
non mette altro che carte su quelle che già soffrono la vita degli agricoltori. E poi ci sono tante altre cose, come spesso inutile formazione a cui sono obbligate le aziende agricole. Io vado sul trattore da 15 anni, però quest'anno pare dovrò fare un corso, probabilmente presso un sindacato, per prendere un patentino. A me sembra una cosa assurda. Penso che anche qualcuno a questo tavolo dovrà fare la stessa cosa, magari facciamolo insieme, almeno facciamo due chiacchiere. E poi qualcuno già lo diceva, anche l'onorevole Messina, quando parliamo di agricoltura ci dovremmo capire, i numeri non si possono dare a bambera. In Italia sono, come diceva qualcuno, 1.600.000 aziende, di cui 1.200.000 assumono manodopera. In Italia la manodopera in agricoltura è il 3,5%, in Francia il 10%. Pensiamo un attimo come funziona questa cosa. I giovani stanno sparendo, quindi ormai, anzi sono considerati giovani quelli che da altre parti sono considerati maturi. Quindi ormai la nostra agricoltura finisce in mano agli hobbisti e ai dopolavoristi, e questi, niente in contrario, ma questi dovrebbero sfamare tutta la nostra popolazione. Ho qualche dubbio in proposito. E poi in generale va cambiato l'approccio alla burocrazia. Il rapporto col funzionario pubblico ormai è diventato inquisitorio e non c'è nessuna assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione, ma è lo stesso Ministero che ci impone norme cervellotiche e a volte assolutamente inutili, che appesantiscono ogni cosa e aumentano i costi delle aziende agricole, che alla fine non vanno a vantaggio solo di quelle strutture, confederazioni o tecnici, che di queste carte fanno la loro vita. E un'altra cosa, assolutamente, è già stato detto, vanno riformati gli enti agricoli, accorpandoli secondo le competenze. Su Agea stendiamo un velo pietoso. Agea costa 310 milioni l'anno per prendere i soldi dall'Unione Europea e distribuirli agli agricoltori. In più dovrebbe anche cercare di mettere insieme un sistema informatico che permette centri di assistenza agricola di funzionare. Anch'io, devo dire, ho brutti ricordi degli organismi pagatori, dell'organismo pagatore lucano, quindi se dovete rifarlo, fatelo meglio stavolta. Sì. Noi siamo stati contrari fin dall'inizio, da tanti anni, a tutti gli organismi pagatori, però questo poi. Anche la natura dei CARE, centri di assistenza agricola, forse va ripensata. Sono terminali della pubblica amministrazione, quindi soggiacciono alle regole pubbliche, ma alla fine i costi cadono solo sulle aziende agricole e si aggiungono ai costi che sono dovuti dalla mala gestione di Agea e degli enti essi correlati. E ancora per finire, noi viviamo in quello agricolo un settore in cui le istituzioni rendono colpevolmente impossibile un regolare sviluppo della libertà sindacale. In molti casi arriva all'autoreferenzialità pura, dove sono le confederazioni più grandi che stabiliscono chi sono i loro interlocutori. Faccio un altro esempio, forse il più eclatante, quello dei contratti in deroga, i contratti agrari in deroga. È una legge dell'82 creata per chiudere la mezzadria e che stabilisce in maniera completamente anacronistica oggi che i contratti agrari in deroga devono essere obbligatoriamente firmati con la presenza di organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Quindi se io voglio affittare un pezzo di terra del presidente Di Pietro, io e lui dobbiamo andare a un ufficio di una confederazione e farci assistere da un impiegato qualsiasi. Non so. E ovviamente pagare, questo è evidente, insomma. Diciamo che sono questi uffici che campano sulle carte che devono fare, quindi questo era scontato. E questo è fatto solo grazie al comportamento un po' della politica, ma anche delle confederazioni agricole, che non fanno nulla per eliminare questo balzello perché ovviamente ci guadagnano, e soprattutto rifiutano di contrapporsi e di lavorare con organizzazioni come la nostra, non presenti nel CNEL, che poi è un altro carrozzone inutile del cimitero degli elefanti. Ora, io ho parlato 5 minuti scarsi forse, ma ho spiegato qualche punto che secondo noi è fondamentale. Come lo è fondamentale il settore primario nella nostra economia e per il futuro di questo Paese. Solo facendo diventare il centro dell'evoluzione di cui il Paese ha bisogno, il settore primario, ritroveremo l'Italia che pensiamo di voler realizzare. Noi su questo ci siamo e ci saremo, e siccome abbiamo apprezzato il modo che voi avete di lavorare su questi temi, saremo volentieri a darvi una mano. Grazie. Eccoci. La parola a Fulvio Mamone Capria, che è consulente dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e presidente nazionale della LIPU.
Innanzitutto grazie, perché ora facciamo una pausa, diciamo, ambientalista ecologista rispetto agli interventi precedenti, ma un ringraziamento a Italia dei Valori soprattutto perché, da quello che ho visto negli ultimi mesi, forse è l'unico movimento, l'unica formazione politica che sta dedicando attenzione all'agricoltura. E perché noi ambientalisti veniamo qui a illustrarvi quelli che sono i nostri desideri? Perché per noi l'agricoltura è una grande alleanza che va vissuta con l'ambientalismo e con l'ecologismo. Ormai sono finiti i tempi in cui si lottava contro un'agricoltura che cercava di utilizzare la chimica per arrivare a dei livelli competitivi molto alti. Ora si sta facendo un lavoro anche insieme di qualità e su questo noi vogliamo continuare a dare spazio all'agricoltura e a sostenerla, anche perché l'agricoltura è tutela del territorio, è presenza degli imprenditori in quelle che sono le zone più svantaggiate e rurali e dove vive la biodiversità. La nostra biodiversità va salvaguardata partendo proprio dalla difesa del secondo comparto italiano, che è quello dell'agroalimentare. Spesso la politica si dimentica e dedica molto spazio alle grandi industrie, ma noi ci dimentichiamo che l'agricoltura è quel volano che veramente può fare la differenza del nostro paese. L'agricoltura per noi è tutela del paesaggio, l'agricoltura evita quelli che sono i grandi eventi calamitosi e noi stiamo vivendo dei periodi di grandi cambiamenti climatici che sono primi soltanto alla perdita di biodiversità in tutto il mondo. Allora l'Unione Europea si è posta un problema, ha detto andiamo a vedere se l'agricoltura è ancora sana in Europa e come facciamo per sapere in parte se la biodiversità riesce ancora a sopravvivere nelle nostre campagne. Prendiamo come modello gli uccelli, che sono degli indicatori di biodiversità. E per questo io oggi sono qui, per dirvi che negli ultimi 10 anni, in collaborazione con la rete rurale nazionale del Ministero e sulla base delle direttive europee che impongono questi studi agli Stati, abbiamo scoperto che c'è una decrescita della presenza di uccelli che erano definiti comuni nei nostri territori. Immaginatevi i passeri che voi vedete nelle vostre campagne, le allodole oppure altri uccelli un po' più rari come le averle. Ebbene, in 10 anni sono scomparsi del 50%. Questo significa che non solo abbiamo un'agricoltura in crisi che non riesce a dare reddito agli agricoltori e quindi abbandoniamo i territori, ma anche la stessa biodiversità sta soffrendo. E io che ero al Ministero dell'Agricoltura nel 2000, quando iniziò la battaglia per riscrivere il piano per i risicoltori, sapete come li abbiamo salvati a tutte quelle aziende in Piemonte? Per la presenza di biodiversità, perché lì c'erano gli aironi che dovevano essere difesi e grazie a quel tipo di intervento riuscimmo a salvare le imprese risicole del Piemonte, altrimenti oggi non avremmo più un riso italiano di altissima qualità. Stessa cosa dobbiamo fare qui, perciò dobbiamo gemellare i nostri sforzi, perché l'agricoltura difende l'ambiente. Allora noi cosa abbiamo fatto? Come associazioni che a livello europeo rappresentano una lobby molto grossa, che è rappresentata da BirdLife International, 160 paesi del mondo che lavorano per una lobby in favore di un'agricoltura di qualità. Abbiamo chiesto al commissario e al Parlamento europeo di prestare attenzione alla PAC, perché se noi continuiamo a rimodellare gli stessi aiuti comunitari per un'agricoltura che va sempre in una direzione confusa verso quelle che sono le grosse estensioni, senza andare a vedere dove veramente abbiamo bisogno di più aiuti, e se noi non cambiamo anche qui nelle nostre regioni quelli che sono gli indirizzi di piani di sviluppo rurale che debbano prevedere veramente degli interventi a favore di quelle che sono azioni che mettano insieme agricoltura e ambiente, non riusciremo a vedere un profilo per il nostro territorio. Non mi dilungo molto,
perché vi ho parlato soltanto della parte diciamo più ambientalista, ma da persona che segue l'agricoltura per un organismo internazionale che è l'Istituto Agronomico Mediterraneo, io mi ritrovo moltissimo in quelli che sono i desiderata di un programma di governo che deve vedere veramente uno snellimento di alcune procedure, ma soprattutto un interesse verso i giovani in agricoltura e sulla ricerca. Vi do solo questo dato: il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, che raccoglie i 21 istituti di ricerca italiani in agricoltura, che sono veramente la parte più sana, più bella della nostra ricerca in quel settore, 10 anni fa avevano una disponibilità di più di 50 milioni di euro per fare ricerca. Oggi hanno 600.000 euro solo per pagare gli stipendi a quel migliaio di persone che lavorano in questo settore. Allora, quando parliamo di ricerca e di innovazione, come la vogliamo fare? Con quali risorse? Per questo io ritengo che nel nostro percorso possiamo fare dei passi in avanti insieme. Noi vogliamo un'agricoltura che sia presente sui territori per combattere il consumo del suolo. Dagli anni 60 ad oggi abbiamo sprecato 1,5 milioni di ettari di agricoltura sana, di qualità. Ora è il momento di fermarci e di dare una mano agli agricoltori per sopravvivere nei loro territori, e così faremo bene anche all'ambiente. Grazie. Io colgo subito l'assist che mi è stato dato e rilancio da questo punto di vista. Lo dico provocatoriamente. Quale futuro può avere l'economia italiana, l'economia europea, senza un'agricoltura viva? Se uno dovesse fare oggi un investimento, lo può fare in un'industria che sta smantellando le proprie fabbriche, le sta spostando verso l'est del mondo, o lo fa attraverso materie prime che costano troppo per essere trasformate? Io dico di no. Non può esistere un futuro dell'economia senza un'agricoltura che però, dalle parole che abbiamo sentito, sta marciando ad un movimento variabile. E devo dire però fondamentalmente che qua ho sentito anche, vi vorrei anche complimentare intanto per l'organizzazione dell'iniziativa, sia con Ignazio Messina che con Rosa Mastrosimone. Ho sentito delle belle realtà, delle belle esperienze, la capacità di affrontare i temi in maniera anche, lo devo dire per aver visto le esperienze di altre regioni, molto positiva rispetto ad altre regioni. Probabilmente si può fare di più, e qua ritorno all'assist che veniva fatto proprio da chi mi ha preceduto. E ci sono alcuni passaggi che si possono fare. Intanto quello di una tempestività nel cogliere le opportunità che vengono offerte dalla nuova programmazione. 2014-2020 sembra lontano, ma il 2014 è dietro l'angolo. Noi abbiamo già completato una grossa parte del lavoro sui regolamenti. Io penso che ai primi del prossimo anno, se non dicembre, riusciremo a chiudere un accordo che si presenta difficile perché le risorse sono limitate, perché c'è una proposta della Commissione europea che vorrebbe congelare al 2013 la base di riferimento della PAC per i 7 anni successivi, ed è una cosa che noi non vogliamo accettare da questo punto di vista. Ma ci sono sicuramente già delle iniziative, dei contenuti positivi nella proposta che è già al momento in discussione, e lo voglio dire adesso riprendendo anche le parole di Furio Venarucci: si avrà una semplificazione e una sburocratizzazione soprattutto per i piccoli imprenditori. Ci sarà un sistema forfettario che prevederà un'agevolazione da questo punto di vista, quindi meno burocrazia. Si è parlato ad esempio di quote vitivinicole, stiamo lavorando, io sono ottimista che da questo punto di vista cercheremo e riusciremo anzi a superare l'orizzonte del 2015 che in questo momento è previsto per la liberalizzazione delle quote. Non c'è un mercato pronto, non possiamo lasciare allo sbaraglio una situazione di investimenti fatti senza un paracadute cronologico temporale che sposti in là nel tempo la scadenza. È stato detto dell'accordo Unione Europea-Marocco, lo riprendeva Ignazio Messina e lo riprendevano
molti di voi nel parlare degli spazi che vengono occupati in zone vicine all'Unione Europea, e questo purtroppo è un retaggio del passato. Devo dire che noi su questo lo scorso anno abbiamo fatto una battaglia come delegazione dell'Italia dei Valori all'Unione Europea, votando contro quel provvedimento che io ritengo essere scellerato. Perché un patto scellerato? Perché è il capitale contro il lavoro, perché si dice vi diamo nuovi mercati ammazzando però il lavoro locale, quindi noi avremo importazioni con capitali che vanno all'estero, sfruttano una situazione con la possibilità poi di vedere quegli stessi prodotti che vengono importati all'interno della nostra realtà. Noi abbiamo fatto una lotta fiscale, così come l'abbiamo fatta, devo dire, con successo per quanto riguarda la lotta allo scudo fiscale, e di questo finalmente il governo italiano ne ha preso atto e possiamo dire di essere orgogliosi. Ma a grandi linee in che cosa consistono i miglioramenti e le caratteristiche principali che avremo nella nuova proposta della politica agricola comune del 2014 e 2020? Diciamo che innanzitutto avremo una prima caratteristica fondamentale, che è quella dei pagamenti diretti, che non verranno più collegati esclusivamente alla superficie o alla spesa storica, ma vedranno una caratteristica valorizzata relativamente alla capacità dell'azienda e dell'imprenditore di fare anche ambiente, di preservare, cosa che gli imprenditori agricoli fanno già da adesso nelle nostre realtà, l'ambiente circostante e anche l'ambiente in termini di clima, in termini di lotta alla desertificazione del complesso del continente e del globo. Una seconda novità di rilievo riguarda il cosiddetto spacchettamento degli aiuti, cioè noi avremo un pagamento base, che è la componente premiale di aiuto agli agricoltori, che sarà determinata decurtando le somme destinate ad altre forme di aiuto dal massimale, che sarà obbligatorio, ma avremo questo aiuto totalmente disaccoppiato, sottoposto a vincoli di condizionalità uguali a tutte le aziende ricadenti in un determinato paese o in un determinato territorio, rapportato al piano di regionalizzazione che verrà scelto dallo Stato. E su questo vorrei ritornare tra poco per lanciare un appello proprio in questa regione per quanto riguarda il discorso del diverso trattamento tra regioni all'interno dello Stato italiano, perché da qua deve partire, credo, una grande battaglia a favore di territori come la Basilicata o altre regioni. Ci sarà, come dicevo prima, un pagamento verde, cioè quella componente green, per il quale pagamento che andrà destinato il 30% del massimale destinato agli aiuti a favore degli agricoltori che potranno porre in essere una diversificazione culturale, il mantenimento di prati permanenti, la conservazione di aree di interesse ecologico e così via per quanto riguarda altri esempi. Ci sarà, e credo che per la Basilicata questa sia una situazione assolutamente positiva, come per altre realtà, la possibilità di avere un pagamento a favore di imprese che operano in zone soggette a vincoli naturali o a zone particolarmente difficoltose. Certamente non possiamo pensare, e noi lo sappiamo bene, io provengo dalla Sardegna, non siamo tutti la pianura padana, non abbiamo tutti i terreni che sono certamente collocati intorno al Po. Ci sarà un pagamento per i giovani agricoltori con un aiuto disaccoppiato che prevede obbligatoriamente da concedersi a coloro che posseggono i requisiti per essere definiti giovani agricoltori. Avremo un pagamento accoppiato facoltativo per gli Stati membri che possono erogare per alcuni settori, ho sentito parlare alcuni interventi specifici di realtà positive. Questo consente allo Stato italiano e alle regioni di
modulare le azioni in rapporto a quelle che sono le aziende e i settori che possono essere in espansione o che hanno necessità di un particolare sostegno. Quindi avremo una maggiore flessibilità che consentirà alle regioni, che consentirà alla conferenza Stato-Regioni di procedere a formulare il programma in maniera più specifica e attinente alle realtà che si hanno davanti. Parlavo prima del pagamento semplificato per i piccoli agricoltori e sarà in questo, dovrete fare una battaglia anche in Parlamento, perché parlando di piccoli agricoltori si vada a premiare le aziende vive. Non è pensabile che avere un cavallo in mezzo ettaro di campagna dietro casa significhi essere un'azienda, perché quello toglie risorse alle aziende vere, alle aziende vive. Noi dobbiamo concentrarci sulle aziende produttive, questo è il senso di una nuova economia. Verrà superato, questa è una cosa importante per tutta l'Italia, il criterio della spesa storica, che ha penalizzato le nostre regioni a favore di regioni forti che nel passato hanno acquisito grandi premi e che oggi invece devono vedere per un capping progressivo che verrà attuato. Adesso non entro nei dettagli, ma questo è il principio: la riduzione della spesa storica per un recupero graduale per quelle regioni e per quelle zone che sono state penalizzate fino ad oggi. Ci sarà una semplificazione, verranno aboliti gli assi, ci sarà un'indicazione di priorità, e questo lo dico, lo voglio elencare, sono 6 priorità, perché su queste andranno presentati i progetti e incardinati lo sviluppo delle aziende della prossima PAC. Rafforzare il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione in agricoltura, aumentare la competitività di qualsiasi genere di tipo agricoltura e la sostenibilità economica, promuovere l'organizzazione delle filiere e la gestione del rischio, ripristinare, preservare gli ecosistemi dipendenti da attività agricole e forestali, promuovere la gestione efficiente delle risorse, sostenere il passaggio da un'economia a basso contenuto di carbonio a basso impatto sui cambiamenti climatici e infine promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali. Questo è un aspetto molto importante perché dà un taglio anche sociale, non più esclusivamente di carattere economico, quasi materialistico, ad un'agricoltura che ha sempre avuto quella funzione di equilibrio sociale nei territori per le famiglie e per i soggetti che ruotano intorno alla cosa. Avremo, e mi avvio alla conclusione, una serie di misure che saranno 25 per quanto riguarda l'attuazione di queste priorità, in maniera molto più semplificata. Avremo un riferimento al tasso di cofinanziamento che sarà unico per tutte le misure e sarà pari al 50% per tutte le regioni, escluse quelle meno sviluppate, dove potrà raggiungere un massimo dell'85%. Mi riferivo poco fa all'appello che voglio lanciare in questo momento. Il Parlamento europeo quest'anno ha approvato la nuova politica di sviluppo regionale, che prevede l'introduzione di una nuova categoria di regioni, le cosiddette regioni a sviluppo intermedio, che sono le regioni che hanno rispetto al PIL medio europeo una percentuale che sta tra lo 0,75% e il 90%. All'interno di queste regioni in Italia ce ne sono 4: la Sardegna, il Molise del Presidente, l'Abruzzo e la Basilicata. Queste 4 regioni, secondo il voto del Parlamento, avranno la possibilità di avere questo regime agevolato, di avere maggiori contribuzioni pro capite, di avere trattamenti per quanto riguarda l'inclusione in determinate categorie, ma contro questa categoria si è schierato il governo italiano.
Il governo italiano è contro l'istituzione di queste categorie e del vantaggio di queste regioni. La ragione, secondo il ministro Barca, sarebbe che complessivamente l'Italia perderebbe la quota di trasferimento e, a suo dire, il governo sarebbe disponibile a impegnarsi a mettere di tasca propria le risorse da dare a queste regioni per compensare la perdita che viceversa avremo a livello nazionale. Interrogato da me 10 giorni fa a Bruxelles, il ministro Barca ha detto che questa era la sua idea, ma quando io gli ho detto scusi, ma l'avete deliberata in Consiglio dei Ministri? L'avete formalizzata? Avete assunto degli impegni? La risposta è stata no. Siete disponibili a fare qualche cosa, a assumere un impegno, a portarla in conferenza Stato-Regioni perché le altre regioni dicano siamo tutti solidali, stabiliamo degli impegni in maniera tale che poi queste risorse rimangano a queste regioni bisognose? La risposta è stata un silenzio. Allora io credo che davvero debba partire un impegno forte per lanciare questo appello e che le forze politiche tutte, così come fa l'Italia dei Valori, sostengano questa battaglia, perché questo riconoscimento non è dato dall'essere più belle le regioni di altre, ma dall'avere la necessità di questo supporto, e il governo nazionale non può cancellare questo supporto che il Parlamento europeo ha già deliberato ed è riconosciuto a queste regioni. È un impegno al quale noi siamo chiamati tutti insieme. Un'ultimissima cosa, il 2014 è dietro l'angolo. Cosa vuol dire questo? Che se le regioni iniziano da subito a lavorare al contratto di partenariato, perché ci sarà un contratto unico a livello nazionale, in cui regioni, Stato, enti locali, associazioni di categoria si metteranno tutte intorno ad un tavolo e stabiliranno quelli che sono le ripartizioni, quelle che saranno le modalità di distribuzione delle risorse. Non aspettiamo all'ultimo momento, perché noi non possiamo permetterci di fare come è successo nello scorso settennio, che viene definito un settennio disgraziato, di perdere neanche un giorno. Tutti gli assessori, a iniziare dal nostro e gli altri assessori e le forze politiche, devono spingere su questo tavolo, perché l'agricoltura non può avere un giorno di ritardo. Le aziende agricole per 2 mesi, 3 mesi possono morire. Allora dal 1° gennaio essere pronti a partire subito è il dovere morale che tutti noi abbiamo nei confronti dell'agricoltura. I temi sono tanti, ma il tempo è poco e quindi mi fermo qua. Grazie all'onorevole Lucas per i tempi europei. Ora do la parola al presidente Antonio Di Pietro, imprenditore agricolo. Buonasera a tutti. Infatti io come imprenditore agricolo quest'anno ho deciso che neanche quest'anno non venderò l'olio, perché ci rimetto se lo vendo. Quindi, perché arriva dalla Tunisia, costa meno, e quindi ci siamo in crisi. Già questo dice qual è la situazione dell'agricoltura. No, permettetemi, innanzitutto assicuro sarò brevissimo, perché noi abbiamo fatto questo incontro con le categorie, lo abbiamo fatto in Basilicata alla presenza dell'assessore all'agricoltura dell'Italia dei Valori Mastro Simone, e con la sua determinazione ha organizzato questo evento insieme al nostro Dipartimento. Lo abbiamo fatto perché vogliamo innanzitutto presentare attraverso voi, attraverso la stampa, un'altra Italia dei Valori, perché non c'è solo l'Italia dei Valori da criminalizzare, accusare, da vedere come da essere descritto tutti i giorni come populista, qualunquista, come se noi fossimo le persone che mandano in rovina questo paese. Questo paese va in rovina perché, prima perché per tanti anni Berlusconi ha illuso con il suo governo questo paese, in realtà ha occupato le istituzioni soltanto per farsi gli affari suoi.
poi perché non si è avuto il coraggio e l'umiltà l'anno scorso di riconsegnare ai cittadini il diritto e dovere di scegliersi chi rappresentare. Il risultato è stato che questo paese è stato affidato ai cosiddetti professori, che sono dei tecnici, come tutti dei tecnici, fanno quadrare il cerchio, un po' come quando si diceva dalle nostre parti, quando il parente va a trovare il malato all'ospedale, il medico uscendo dalla sala operatoria ti dice operazione perfettamente riuscita, il paziente è morto. Noi abbiamo a che fare con un governo di tecnici a cui è stato dato il compito di far quadrare i conti, e quindi matematicamente fanno quadrare i conti senza guardare in faccia a dove si prendono i conti, a chi li si fa pagare il conto. L'agricoltura è una di quelle realtà che più paga il conto, perché storicamente, culturalmente, l'agricoltore non ha tempo, non nasce contestatore, non nasce rivoluzionario, è alle prese tutti i giorni. Come fa a fare lo sciopero se poi le mucche chi gli dà a mangiare? Cioè, tecnicamente è quasi impossibile fare le proteste che possono fare gli altri. Gli altri possono protestare perché vabbè, perdono una giornata di lavoro, ma l'agricoltore non può protestare, perché chi gli dà a mangiare agli animali, perché quando è tempo di raccogliere l'ulivo piuttosto che di raccogliere grano, di seminare, eccetera, quello è il tempo. L'agricoltore, voglio dire, segue il sole, l'anno solare, non segue altre indicazioni, e quindi deve sottostare a tutto questo. L'agricoltore quindi è un elemento indifeso, eppure è un soggetto fondamentale della nostra economia, quantomeno sul piano del mantenimento del territorio, sul piano della possibilità di sviluppo, sul piano della struttura stessa del nostro paese. E quando parlo di agricoltore parlo di zootecnia, agricoltura, parlo diciamo, del mondo agricolo nel suo complesso, perché molto spesso anche qui si fa confusione. Ho voluto fare questa premessa per dire che l'Italia dei Valori non è una formazione politica che protesta soltanto, ha un suo programma politico da offrire al Paese e ha una classe dirigente in grado di poterla realizzare. Avete sentito qui esponenti di associazioni, di agricoltori, dei più vari, anche di estrazione culturale diversa, che però riconoscono nel nostro assessorato guidato da Mastro Simone un impegno concreto. E quindi si va oltre le bandiere di partito per discutere nel merito sui provvedimenti che si prendono. Avete visto qui, attraverso i tecnici che ve ne hanno parlato, il lavoro che stiamo facendo e nelle commissioni parlamentari e a livello di Commissione del Parlamento Europeo e a livello di strutture regionali e soprattutto a livello del nostro Dipartimento. L'Italia dei Valori è una formazione politica che sta imparando pian piano che sta nelle istituzioni e attraverso i suoi dipartimenti sta cercando un dialogo con le consulte, con le organizzazioni sindacali, con i diretti interessati, per cercare di capire quali sono le azioni migliori che si possono fare in Parlamento. E nel programma che noi stiamo proponendo, proponiamo delle azioni concrete che vi sono state già rappresentate in diverse modi. Lo dico perché in questo momento, a 6 mesi dalle elezioni, il centro-sinistra sta facendo le primarie, una parte del centro-sinistra sta facendo le primarie. Il centro-destra dice che lo vuole fare, tutti i giorni si parla dei massimi sistemi di sesso degli angeli. Oh, ma avessi sentito una parola di che cosa intendono fare per il mondo dell'agricoltura, non ne sento un impegno concreto. Che cosa si intende fare e qual è il programma per l'agricoltura. Quindi credo che mentre si discute di chi si deve sedere in una poltrona, il fatto che l'Italia dei Valori pone un problema nazionale
qual è il programma, che è una coalizione che ha rispetto verso una filiera importante del nostro Paese, sia qualcosa di importante da offrire al mondo politico che si presenta alle prossime elezioni. Da offrire, noi diciamo, ad una coalizione riformista che, al di là delle bandiere ideologiche, vede in alcuni settori, la piccola e media impresa, una maggiore equità sociale nella ripartizione delle risorse, una più oculata individuazione di dove fare tagli e dove fare investimenti. E per quanto riguarda l'agricoltura, certamente se noi fossimo al governo, e noi ci vogliamo andare al governo, quel che ha fatto e ha proposto il ministro Catania in questa spending review, in questa legge stabilità, non lo faremmo, perché appunto non ha prodotto un beneficio per il settore, ma soltanto sta vendendo fumo, come un qualsiasi politicante. Io credo che quando va un tecnico al governo, la prima cosa che deve fare la fotografia della realtà, e quindi mistificare che ci troviamo di fronte a 1.800.000 aziende agricole vuol dire prendere in giro la realtà, far passare per imprese agricole realtà che hanno soltanto un'iscrizione alla Camera di Commercio per qualche litro di gasolio, ma che nulla hanno a che fare con le imprese agricole, mi sembra che sia un non senso. Soprattutto un governo che non fa pagare l'IMU alle fondazioni bancarie, ma le fa pagare all'agricoltore piuttosto che al pensionato che sta all'ospizio dopo che c'è una casetta, ma non c'ha neanche i soldi per farsi assistere dalla Taranto, ci sembra veramente una vergogna. Le banche e anche le chiese, all'infuori del luogo di culto, la chiesa che a mezza Italia deve pagare, deve pagare l'IMU, sia le banche che le chiese. Devo dire che dal mio punto di vista fondazioni bancarie e certi istituti religiosi sono la stessa cosa. Quindi, l'idea cioè che abbiamo a che fare con un governo di tecnico che guarda così la quadratura del cerchio, che dice agli agricoltori: io vi faccio pagare l'IMU ma non vi do un tempo perché mi interessa più le vostre sanzioni, perché vi interessa che mi pagate le sanzioni, che guadagno di più. Beh, voglio dire, tra un governo ricattatore passa poco, cioè è un governo ricattatore. Ecco perché io dico che questo incontro che abbiamo fatto questa sera è importante, perché manda un messaggio chiaro su quel che faremo noi se andiamo al governo. Io credo, ho l'onore di essere cofirmatario della legge sulla semplificazione che abbiamo fatto insieme a Messina, il deputato Messina, che è il nostro responsabile sia del Dipartimento che all'interno del partito, del nostro progetto che abbiamo in materia di agricoltura. Provate a guardarla, insomma. Ci sono i modi per risparmiare, invece di portare avanti tanti carrozzoni che non servono a niente, soltanto per avere consigli di amministrazione e quant'altro, riduciamo tutto questo. Io ho apprezzato molto gli interventi anche di esponenti di categorie che l'hanno detto loro, cioè c'è un problema di fondo anche con riferimento a chi deve difendere gli interessi dei lavoratori, c'è un problema di fondo. Io me lo ricordo quando ero piccolo, perché mio padre non c'aveva mai una lira in tasca, ma gli davano ogni inizio anno, gli portavano una tessera della Democrazia Cristiana e una tessera dei coltivatori direttori diretti, le due cose andavano insieme, e quindi all'epoca era così. Cioè questa idea adesso, che ve lo ricordate prima, questa idea adesso che molti sindacati non fanno più o non fanno proprio il lavoro di tutela del coltivatore diretto dell'impresa agricole, ma lo dobbiamo dire, ma fanno più un'attività di gestione, di lobbying sotto questo aspetto.
non va bene. Devo dire anche che non c'è niente da fare, l'Italia da solo non ce la può fare, perché anche qui è stato evidenziato molto acutamente la concorrenza sleale, sia sulla qualità del prodotto, sia sul rispetto dell'ambiente, sia sul rispetto della salute, perché è chiaro che sia sul rispetto dei diritti dei lavoratori, perché è chiaro che se arriva un prodotto da fuori che costa meno di quel che abbiamo noi, perché da qualche parte lo fanno, senza le regole che ci siamo dati a livello di Unione Europea. Il grande problema della globalizzazione, prima ne parlava lui, è che è stata fatta la globalizzazione del mercato, ma non è stata fatta la globalizzazione dei diritti. Per cui questo è il tema di fondo. Se non si impone a livello internazionale che determinati diritti fondamentali devono essere rispettati, l'azienda, l'ha detto Marchionne, col suo modo di fare, diciamo così, tranchant, col suo modo di fare da Marchionne, se ci sono 10 persone che gli danno fastidio, gli dà pure il colpo in testa se per far quadrare i conti, per l'amore di Dio. Ma non è questo il ruolo dell'azienda. Marchionne ha detto: noi siamo di fronte a una guerra fra imprese, dove per poter competere dobbiamo trovare la miglior soluzione per l'impresa. Ecco perché serve la politica, perché deve fare da contraltare all'attività di imprese fino a se stesse, perché è chiaro che nella globalizzazione l'impresa va dove gli costa meno, va dove ha meno regole, va dove c'ha meno controlli, va dove deve fare guadagni fino a se stessa. Ma questo comporta appunto che ci saranno le imprese nostre, che sono sostanzialmente imprese cioè dove l'imprenditore agricolo, cioè se a mio padre gli diceva imprenditore, ma dai, che parola è questa? Non sapeva neanche cos'è l'imprenditore. Cioè oggi come oggi nel nostro paese l'imprenditore agricolo è ancora basato su una grande quantità di piccole e medie imprese, che è il diretto interessato innanzitutto al lavoro, che si alza la mattina prima e va a letto per ultimo. E in una situazione di questo genere è chiaro che non può competere se non si mette insieme a tutta un'altra realtà per fare sinergia, perché appunto la grande impresa va a cercare occasioni magari nel Mediterraneo, dall'altra parte del mare, magari in Cina e quant'altro, e si sistema come gli pare gli piace. Ecco perché io ritengo che sia necessario oggi prendere in mano questo settore con grande attenzione, con grande particolarità, con grande realtà, e rilanciarlo come piano di governo. Ecco. Questo è ciò che noi vogliamo fare nella prossima legislatura, questo è che noi ci proponiamo di fare all'interno di una coalizione che ci vuole ascoltare, questo è quel che noi vogliamo fare comunque, perché questo è il messaggio che vogliamo mandare anche da qui. Questa Italia dei Valori è una formazione politica che si è strutturata nel territorio, che ha persone che hanno una competenza specifica, che vuole rimanere nelle istituzioni per essere occhio vigile e occhio critico di quel che sta accadendo. Questa idea, cioè, di non affrontare il merito di ciò che noi vogliamo portare avanti, ci lascia del tutto indifferenti. Noi vogliamo esserci perché riteniamo di portare avanti una politica nell'interesse di coloro che in agricoltura hanno bisogno di un riferimento politico, perché nessuno si interessa di questo settore in quanto pensano che sia un settore che non dà fastidio, è un settore che non può produrre tutte quelle clientele che poteva magari produrre una volta. Allora mi avvio alla conclusione perché non voglio rubarvi tempo. L'impegno dell'Italia dei Valori è, e lo dico ai rappresentanti di categoria che hanno qui parlato, è quello di mettere al primo posto dell'impegno di governo alcuni temi, certamente la legalità, certamente la solidarietà, certamente una maggiore equità fiscale, certamente una distribuzione delle risorse qualitativamente
più direzionata a quel che sono le realtà produttive del territorio, e l'agricoltura è una di quelle, e l'agricoltura ha bisogno di un riferimento politico all'interno delle istituzioni, e l'Italia dei Valori intende dargliela, sia per questo scorcio di legislatura, sia a livello europeo, sia nelle prossime elezioni, ed è per questa ragione che vi invitiamo a stare uniti intorno a noi e non lasciarvi sopraffare da chi vuole limitare la nostra azione politica, perché sa che noi quel che abbiamo da dire lo diciamo delle istituzioni e non ci accontentiamo di compromessi al ribasso, come quel che ci sta proponendo il ministro Catania da un po' di tempo a questa parte, cioè vale a dire, avete sentito anche Ugias, vi faccio o anche Messina, vi faccio una promessa che un domani ci penseremo. No, bisogna metterci i soldi, perché senza soldi non si va da nessuna parte, e bisogna soprattutto metterci trasparenza su come vengono gestiti questi soldi, perché abbiamo bisogno di meno burocrazia, più snellimento, che è stato sindacato prima anche dal sindacato del GL, questa idea che io questo non lo sapevo neanche io, che devo andare a rifare pure la patente per il trattore, sono 40 anni che lo porto, non mi devo ricordare che devo fare pure la patente per il trattore. Cioè, questa idea, cioè che si fa passare l'agricoltura come se fosse un ingranaggio di un meccanismo del tutto burocratico, e il contadino deve perdere più tempo a fare la fiera negli uffici che andare a togliere le erbacce. A me sembra che sia uno snaturamento complessivo di quel che è l'attività, e soprattutto mi sembra che chi prende queste decisioni in campagna non ci sia mai stato, soprattutto ci sia andati in campagna soltanto per fare le ferie o per andare in agriturismo senza pensare cosa ci sta dietro un agriturismo. Vede un piatto pronto, dice oh, quanto è bello qui, vede tutto quello che gli chiedono, ma quello è l'agricoltore della domenica. Dell'agricoltore della domenica siamo pieni, noi vorremmo meno agricoltori della domenica, ce ne stanno più della metà di quelli iscritti, e più agricoltori che producono risultati concreti. Grazie.